Ringrazio e saluto la professoressa Anna Maria Cattelan, primario malattie infettive, ospedale universitario di Padova. Grazie veramente dottoressa, grazie di essere qua, soprattutto perché abbiamo tanto bisogno di informazioni. Guardi, non ne veniamo fuori, ma veramente non ne veniamo fuori. Specialmente, sa chi mi preoccupa, professoressa? I meno giovani, i diversamente giovani. Vivono su un limbo che non conoscono, non sanno adoperare gli strumenti, fanno confusione addirittura con i vaccini, anche l'antinfluenzale, ma dove me lo faccio? Non ci sono, paura. Ho tanto paura perché sono fragile, perciò vorremmo sentire anche com'è la situazione dal suo importante osservatorio, professoressa, e la ringrazio di essere qui. Saluto anche Cristian Sassaro, presidente da Spreco Risorsa, visto che parliamo di fragilità e di povertà, sentiremo anche cosa ci racconterà Cristian Sassaro di questo importante emporio che ha, perché è molto, a Vicenza molto importante. Allora, professoressa, cosa ci dice? È vero che le fragilità andrebbero un po' più, diciamo, accompagnate nei percorsi anche della malattia, dei problemi della salute? Prego. Sì, sicuramente il focus più importante oggi è proprio sulla persona fragile, la persona che sta invecchiando, perché sono le categorie di persone che purtroppo sono più esposte alle malattie, e io dal mio osservatorio, come dice lei, alle malattie infettive, ovviamente alle malattie contagiose. Adesso siamo nel periodo tutti i virus respiratori che si stanno diffondendo, quindi dell'influenza in primis, e quindi queste sono proprio le persone che necessitano di essere vaccinate per prime, perché l'influenza non è una banale infezione, ma soprattutto in queste categorie di pazienti può manifestarsi nelle sue forme più impegnative, con molte complicanze, dalle polmoniti alle otiti, anche a complicanze a livello dell'apparato cardiocircolatorio, per cui insomma è veramente raccomandata la vaccinazione, e siamo ancora in tempo per farla, non è tardi. Abbiamo già tante persone ammalate, però il virus continuerà a circolare ancora per molte settimane, per cui abbiamo tutto il tempo per fare la vaccinazione. Un'altra cosa, anche i richiami, ecco, perché devo fare i richiami? Ma cosa mi dicono? Ma ho troppi vaccini? Ecco, spieghi un pochino, professoressa, invece l'importanza di fare anche richiamo, ad esempio, ecco, questo sfogo di Sant'Antonio, parlo chiaro, mi scusi professoressa, ma se no a casa non riescono a capire perché è così, molti, non tutti, ma molti, per capire l'importanza invece del richiamo anche se hai una certa età, prego. Sì, allora ci sono i vaccini che una volta fatti si possono rifare dopo 10 o più anni, o comunque l'immunità resta. Faccio ad esempio riferimento alla vaccinazione per il tetano. C'era il mio vecchio maestro, il dottor Meneghetti, che diceva: guarda, le persone che hanno fatto il militare, che a 18 anni sono state vaccinate per il tetano, mantengono l'immunità poi per tutta la vita, mentre il tetano nelle persone anziane, in chi lo vediamo soltanto nelle donne che ovviamente da giovane non erano andate a fare il servizio militare. Ma al di là del tetano ci sono tante vaccinazioni che devono essere ripetute nel tempo, perché l'immunità si perde. Allora, a parte l'influenza stagionale, a parte il vaccino per l'influenza stagionale che viene fatto annualmente perché il virus si modifica e quindi è necessario fare dei vaccini che sono a loro volta cambiati per rispondere alle nuove esigenze dei virus che circolano, ci sono altri vaccini che devono essere ripetuti ogni tot anni, ad esempio quello per lo pneumococco. Lo pneumococco è un vaccino che viene raccomandato sempre nelle persone fragili e in chi ha più di 65 anni, che va ripetuto poi ogni 10 anni. Abbiamo poi il vaccino, come diceva lei, del fuoco di Sant'Antonio, che consta invece di 2 somministrazioni che devono essere fatte a distanza di almeno 2 mesi una dall'altra, e adesso questo vaccino in effetti, a differenza di quello precedente, ha una durata molto maggiore, si pensa a 10-15 anni, ma insomma l'importante è intanto prima fare la dose completa, che per il vaccino di Sant'Antonio sono 2 iniezioni a distanza di 2-3 mesi una dall'altra. Poi ci sono tante altre vaccinazioni che hanno più dosi che vengono effettuate, però direi che
bisogna adattare poi al singolo individuo i diversi tipi di vaccinazione. Direi che per le persone anziane, persone fragili, importanti sono il vaccino per l'influenza, che viene fatto ogni anno, il vaccino per lo pneumococco, che come abbiamo detto viene fatto poi ogni 10 anni, e poi il vaccino per l'herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio che si voglia dire, che ha queste 2 dosi alle quali poi ne seguirà un'altra, ma dopo molti anni. Professoressa Cattelan, io ho avuto in questo periodo anche diversi pediatri, c'è ancora veramente, ci sono molti genitori che fanno fatica a vaccinare i loro bambini. Ecco, e anche genitori anche di un certo livello culturale, non sono proprio. Cos'è questa paura del vaccino per i loro bambini? Cosa vuole dire a questi genitori? No, voglio dire, ripetere che la vaccinazione è veramente l'arma più importante che noi abbiamo a disposizione per difenderci dalle malattie. E ricordiamo che i bambini sono comunque una popolazione fragile, dicevamo prima gli anziani, le persone con malattie croniche, con malattie tumorali, ematologiche, eccetera, ma ad esempio il virus respiratorio, comunque il virus influenzale, se noi andiamo a vedere i dati, sta colpendo e colpisce sempre, non è che quest'anno colpisca in modo diverso rispetto agli anni precedenti, le fasce di età più estreme, quindi sì gli anziani ma anche i bambini dai 0 ai 4 anni. Se adesso ad esempio le sindrome respiratorie acute hanno una incidenza pari a 12 qualcosa per 1000 persone, questa incidenza è molto più alta nei bambini sotto i 4 anni di età, diventa addirittura di 38 casi e più ogni 1000 persone, per cui i bambini devono essere vaccinati più di tutti gli altri. È veramente un presidio che non dobbiamo perdere e che veramente dobbiamo considerare per la sua importanza basilare, anche perché poi i bambini stanno all'interno delle piccole comunità, perché vanno alle scuole materne, vanno comunque a scuola, quindi la circolazione dei virus, dei batteri, dei microbi in generale in questi ambienti è veramente elevata. Pensi, professoressa, che io tempo fa ho avuto una mamma con un ragazzino molto fragile, malato oncologico, che finalmente era riuscito a rientrare a scuola. Purtroppo su questa classe c'erano ragazzini che non erano vaccinati e lei era arrabbiatissima e continuava a dire: ma perché con tutta la fatica che abbiamo fatto per cercare di uscire da questo maledetto tunnel, adesso mi ritrovo che in classe mio figlio non può andare perché ci sono questi ragazzini non vaccinati. Secondo lei, professoressa, la scuola potrebbe essere anche un volano molto importante per far capire ai genitori e alle famiglie l'importanza invece della salute pubblica? Prego. Assolutamente sì, perché l'altro aspetto che non avevamo toccato prima è che quando io mi vaccino proteggo me stessa, ma proteggo soprattutto anche quelli che mi stanno intorno, e quelli che mi stanno intorno che magari per motivi di salute, per malattie sottostanti, non possono neanche fare alcune vaccinazioni perché sono costituite magari da virus vivi, attenuati, che potrebbero scatenare malattie in chi appunto ha difese immunitarie ridotte. Per cui è fondamentale fare formazione e informazioni a livello soprattutto delle scuole, a livello di tutti, voglio dire, a livello anche proprio sociale, all'interno dei comuni, insomma, in tutti i luoghi di ritrovo che vedano la partecipazione delle famiglie e dei loro bambini, perché sapere che esistono delle possibilità di prevenzione che hanno una loro attività e nei confronti di se stessi e nei confronti degli altri è fondamentale, e credo che ancora si debba lavorare molto in questo ambito. Bisogna lavorare proprio in un team multidisciplinare che voglia raggiungere veramente questo obiettivo e questo risultato, che è uno dei più importanti che possiamo in questo momento tenere in considerazione. Allora, professoressa, siccome so che lei deve lasciarci fra pochissimo, io volevo che lei lasciasse un messaggio. Adesso arrivano le feste, auguri, saluti, baci, abbracci, ristoranti, chiese. Ecco, come dobbiamo stare attenti? Cosa dobbiamo fare, professoressa, per cercare di evitare di ammalarci
ragazzi, specialmente le fragilità poi sono quelle più delicate? Beh, sicuramente fare la vaccinazione in chi non l'ha fatta, poi però bisogna anche mantenere tutta una serie di altre, cioè bisogna osservare tutta una serie di altre precauzioni, ad esempio il lavaggio delle mani, lavarsi spesso le mani con la soluzione idroalcolica, quando si tossisce non tossire con la mano di fronte alla bocca, ma mettere un fazzoletto o comunque il gomito, perché le mani poi sono veicoli di trasmissione degli agenti microbici. Bisogna cercare, soprattutto per le persone fragili, quelle che sanno di non essere, di poter essere a maggior rischio di contrarre infezioni, di non frequentare luoghi molto affollati, o se si devono frequentare magari di utilizzare la mascherina. Ricordiamo che durante il Covid l'utilizzo della mascherina aveva ridotto drasticamente tutto il numero delle infezioni respiratorie acute. Allora, sentiamo anche Cristian Sassaro se vuole salutare anche la professoressa. Io ad esempio al banco alimentare, Cristian, ho sempre adoperato la mascherina perché sono tante le persone, è sempre meglio evitare perché non sai mai com'è la situazione. Ecco, vedi persone preparate, che come ai consigli che ha dato la professoressa Cattelan, lavaggio delle mani o sempre prima di entrare lavaggio delle mani, o siamo un po' superficiali? Secondo me l'abbiamo persa. Cioè, l'abbiamo già persa rispetto al Covid. Ecco, durante il Covid eravamo attentissimi, parte il presupposto che anch'io mi sono vaccinato anche per l'influenza stagionale, ma perché ritengo che sia giusto farlo, soprattutto vicino a persone più fragili come anche nel mio lavoro, però vedo che queste attenzioni le abbiamo perse molto velocemente. Ecco. Io noto questo all'interno delle nostre strutture. È d'accordo, professoressa, che abbiamo perso molta dell'attenzione che avevamo prima, abbiamo meno paura, siamo un po' superficiali? Assolutamente sì, l'abbiamo persa. Il Covid, che poteva essere veramente stata un'opportunità per capire e cambiare certi nostri atteggiamenti, non ha sortito questo effetto. Siamo tornati come prima, forse anche peggio di prima, perché c'è ancora maggiore esitazione nei confronti ad esempio delle vaccinazioni, per cui veramente dobbiamo superare questa esitazione, dobbiamo andare oltre e vedere come invece una vaccinazione, come tutti i comportamenti attenti alla, diciamo così, alla riduzione della trasmissione delle infezioni, siano importanti per permetterci di stare bene. Direi che in questo periodo appunto di festività e di un po' di riposo sono elementi fondamentali. Allora, prima di lasciarla e dirle grazie, ecco, per questo appunto importante consiglio che ha dato, bisogna ascoltare le persone preparate, quelle che sanno, quelle che hanno studiato, e non inventarsi di essere medico, ma ho sentito, ho letto, ho fatto, e poi ti organizzi e fai del male come vuoi. Andiamo a vedere questo cosa è successo. Invece hanno saputo chi è questo Novax, è il sindaco di Treviso. Ecco, finalmente ha detto, dopo tanti certamente siamo riusciti a capire chi è, e adesso avrà una sanzione molto alta. Andiamo a vedere il servizio, poi salutiamo la professoressa. Quando danneggi, imbratti il bene comune è giusto che tu paghi. Ci abbiamo messo un po' perché abbiamo fatto davvero dei lavori di indagine importanti, siamo risaliti al responsabile che adesso gli arriverà il conto da pagare, e devo dire che francamente sono anche soddisfatto del lavoro svolto dalla polizia locale. Tempi duri per l'imbrattatore Novax, a cui l'amministrazione è risalita attraverso una lunga indagine insieme alla polizia locale, e che adesso si troverà un bel conto sul groppone. Si tratta di un 58enne trevigiano già destinatario di un decreto penale di condanna per danneggiamenti nello scorso maggio. L'uomo è considerato responsabile delle scritte al sottopasso di via Paludetti, sul muro di recinzione tra via Alzaia e via dei Roveri, sul perimetro dello stadio da rugby e altre superfici successivamente ripulite dall'amministrazione. Videosorveglianza e fototrappole hanno incastrato l'uomo, che dovrà risarcire 11.171 euro che il settore lavori pubblici ha anticipato nel frattempo, ma l'amministrazione ha avviato la causa risarcitoria tramite l'avvocatura civica.
Capisce, professoressa, quanto importanti sono le sue parole, quello che ha detto, soprattutto capire che dobbiamo proteggere anche gli altri, non solo noi stessi, abbiamo fragilità che lottano tutti i giorni per riuscire a resistere e a vivere. Ecco, con quale augurio ci saluta, professoressa? Vi auguro a tutte buone vacanze, buone feste e soprattutto buona vaccinazione. Ecco, cerchiamo di diffondere questo messaggio per noi e per tutti quelli che ci stanno vicini. Credo che sia l'augurio e anche il regalo più bello che possiamo fare alle persone e soprattutto alle persone magari in difficoltà, fragili, che necessitano del nostro aiuto. È proprio un atto anche di aiuto, di generosità nei confronti di chi ci sta vicino. Grazie alla professoressa Anna Maria Catelan, primario malattie infettive, ospedale universitario di Padova. Grazie e buone vacanze anche a lei, buone feste anche a lei, professoressa. Grazie. Grazie Mirella. Grazie. Mirella, adesso abbiamo in linea Rinaldo. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Rinaldo, aspetta che ti dico una cosa e rispondi tu. Allora, ieri mi è arrivata dopo tanto che non scriveva più la letterina che mi vesto troppo, che ho troppi vestiti, che devo vendere i vestiti e darli in beneficenza, che sono stanchi di vedermi sempre ben vestita, che ho troppa roba. Rispondi tu perché io no, e il bello è che firmano famiglia Vicentina, ma il timbro c'è da Padova. Cosa vuoi dire a queste persone che scrivono alla Mirella che si cambia troppo, sono troppo elegante, troppo vestiti? Mirella, l'invidia come l'olio e scivola via, hai capito? Non resta sulla persona. Sì, invidiosi, di una bella signora, di una certa età, ti sta bene, ti è sana, ti fa del bene, tu ti devi il bene, quella è solo che invidia. Se meglio essere invidiai che compatibili, ascoltami, è il problema questo qua. Ne abbiamo altri problemi, all'amico mio fratello Gemeo, che io ti la spaghi fuori, va bene, se va alla fine. E andiamo in cerca di queste cretinate qua. Ma le cose sono io a parlare, o se no di genitori che non fanno i vaccini, fa i fiori qua e là. E a ricerca nella salvare la vita, negli anni 50, quel milite, chi che acciappava perché non gli faceva il vaccino che non c'era, va bene, noi portavamo anche da basso perché si vergognava, è stata un'ecatombe e andiamo da beata quella ricerca, ma le cose siamo io a dire, così mai ti va da un medico, e sei io che ti mette in posto, non ti va da un biavarolo, da un frutariolo. Bisogna avere fiducia nella ricerca medica, spende sacrificio e questo li ringraziamo in questa maniera qua, scriviamo sui muri. Quello che andava a scrivere sui muri, non posso dire quello che penso perché capito, ma bisogna non augurargli niente, augurargli solo un forte brusò di sedere e braccia curte, ma capito? Grazie caro Rinaldo, grazie, no perché è giusto anche rispondere, non hai niente a fare, chissà cosa che gli passa per la testa. Allora, Cristian Sassaro, abbiamo fatto la colletta alimentare, abbiamo sentito, io ho avuto il Telesca che è venuto qui a raccontare che anzi è aumentata la donazione. Ecco, com'è la situazione dal tuo punto di vista? So che raccontavi che adesso è meglio dire quanti soldi veramente all'interno della borsa ci sono piuttosto che quanti chili, perché i chili non interessano a nessuno, specialmente gli amministratori che dovrebbero essere attenti invece a queste associazioni che aiutano. No, sì, quello è una cosa che noi abbiamo iniziato a fare, ma questo serve soprattutto per noi, perché se qualcuno mi chiede quanto spesa fa una famiglia di 4 persone in media, io non te lo so dire, perché come anche da te sono loro che scelgono il prodotto, è difficile capire la quantità e il valore della spesa economica. Abbiamo iniziato a valorizzare questo soprattutto per noi, per le persone che sono assistite, perché sembra che quello che è in regalo, che è donato, non abbia un valore, e invece un valore ce l'ha. E come? E quindi dobbiamo andare a valorizzare questo senza colpevolizzare nessuno, ma purtroppo l'unica lingua che si capisce è il denaro. E quindi andiamo adesso ogni spesa donata
la persona che la riceve saprà anche il valore della spesa che ha fatto, quindi se ha fatto 100, 200, 300 euro di spesa. Questo servirà anche alle amministrazioni pubbliche e ai servizi sociali prima di erogare il pagamento di qualche utenza o di qualche altro servizio. Cioè, si potrà vedere l'aiuto economico che è stato erogato a monte dagli importi solidali. Come chiude il 2025, Cristian? Allora, chiudiamo. Allora, ripeto, noi abbiamo un importo indiretto Villa Verla, che quindi lì affluiscono 130 associazioni, parrocchie, altri importi solidali, quindi è lì un importo indiretto, mentre abbiamo 2 importi diretti gestiti direttamente da noi a Thiene e a Schio, che fa un servizio per 15 comuni dell'Alto Vicentino, per un totale attualmente di 700 famiglie circa, forse qualcosina in più. E abbiamo aperto la settimana scorsa, oggi sarà il secondo giorno dell'apertura, siamo in partenariato con altre associazioni del Bassanese e un importo solidale di Bassano del Grappa. Ecco, anche questo emporio farà servizio per altri 15 Che è stato comuni. aperto anche da poco, poi mi sembra. È inaugurato mercoledì scorso, sì. Ecco. E venerdì è fatto il primo giorno di apertura, oggi sarà il secondo. Anche lì 60 volontari nuovi, più associazioni che lavorano assieme, l'amministrazione pubblica. Un bel progetto impegnativo. Comunque chiudiamo appunto l'anno 2025, penso che sarà lo stesso anche per te Mirella, ma noi vediamo un aumento più o meno del 30% delle persone che chiedono aiuto, e sono persone che prima non avevamo mai visto. Quindi a me spesso e volentieri quando mi viene detto da bravi veneti, no? Digli che vadano a lavorare, e questa è la frase classica. In realtà io rispondo, guarda che la maggior parte delle persone che arrivano in Podio sono persone che lavorano. Purtroppo persone che lavorano, anche giovani, però con figli a carico, mai con un affitto, lavora una persona solo, che la mamma mai a casa con i figli, o non trova lavoro, o trova un part-time che non gli danno, quindi tutte queste situazioni qui. E con uno stipendio solo, sappiamo i stipendi a che livello siamo, non ce la fanno, cioè questa è la realtà. Quindi non sono persone che non vogliono lavorare, ma sono persone a volte normali, normalissime, che si trovano in difficoltà. Hai visto, non so se tu hai visto quella trasmissione dove hanno fatto vedere questa carne putrefatta, girata e rigirata, anche poi abbiamo sentito anche questa testimonianza, va a finire anche in grandi ristoranti dove la bistecca la pagano 80 euro. Ecco, e noi veramente ci controllano se abbiamo la scadenza, guai dare prodotti scaduti, guai. Secondo te c'è qualcosa che non gira anche su tutto quello spreco che tutti i giorni, anche oggi, questa mattina, viene buttato perché non possiamo recuperarlo, no? E poi vediamo la carne che ha 4 anni di scadenza, che la tagliano, la rigirano, cambiano le etichette. Non ti sembra che qualcuno avrebbe dovuto controllare prima e fare i controlli veramente dove servono e non andare a controllare cose che veramente non davano fastidio a nessuno? Purtroppo la parola d'ordine, come prima, è il denaro. Sì. E siamo sempre lì. Riprendo a monte la legge Gadda della senatrice Gadda del 2016, che è stata una bellissima normativa fatta su fotocopia della legge che era in Francia, la quale permette il recupero di eccedenze alimentari in modo più agevole, anche con delle agevolazioni fiscali. Purtroppo in Italia quella legge lì è stata fatta non mettendo l'obbligo di donare alle associazioni che distribuiscono ai indigenti, ma con la facoltà. Ecco, questa parolina qui fa una differenza enorme. Certo. Mentre in Francia, grazie a questa legge, tutti gli empori solidali, i banchi alimentari hanno tratto vantaggio, quindi riescono a rifornirsi in modo adeguato di alimenti e avere di più per le persone che hanno più bisogno. In Italia non è così. Arrivo al punto che in questo periodo, a parte il fatto che ci sono ancora catene di supermercati o aziende che preferiscono buttare piuttosto che donare, perché? Perché fanno prima. Fanno prima e non c'è una normativa che li obbliga a donare. È una cosa che noi in casa diamo per scontato, no? Cioè, se gli dice qualcuno che non fa parte della rete regionale del Veneto, degli empori o di qualche associazione che fa distribuzione, dice beh, è normale che se io piuttosto di buttare la dono.
questo sarebbe sensato, no? E invece la realtà non è così. Ci sono dei supermercati, delle aziende che donano e donano volentieri, sì, bravi, bravissimi, ci sono tanti altri che buttano. Ecco, questi dovrebbero essere fatti in articoli grandi come le case, perché con tutto quello che parliamo dell'ambiente, di CO2, di questo e dell'altro, in realtà dopo buttano via perché provano a vendere fino all'ultimo secondo. Come adesso la scadenza, che prima che scadesse ce la davano, adesso invece ce la vendono perché possono venderla fino all'ultimo minuto. Allora, ultimamente, negli ultimi 2 mesi ci sono state un paio di catene, non faccio i nomi perché ma che attualmente hanno sospeso in tutta Italia la cessione delle eccedenze alimentari alle ONLUS, quindi ai banchi alimentari, gli empori solidali, perché provano a venderla. In realtà la fanno passare come voi la vedrete nei punti vendita come un'iniziativa antispreco. In realtà metà del commercio lì, che prima era donata agli empori solidali, quindi distribuita tutta, in realtà più di metà viene buttata. Quindi a discapito del... No. Ma qual è il senso? Cioè io non riesco a capire. L'economia provano a vendere tutto, che capisco, cioè nel senso che un esercizio commerciale deve vendere, non è che deve fare donazioni, perché sennò si apre una Caritas, voglio dire, no? Quindi il suo compito è quello di vendere. Però non ti puoi vendere fino al mese prima dicendo che fai 1000 donazioni a 1000 cose e della settimana dopo non ci pensi tanto e lasci tutti senza merce. Cioè, questa cosa qui non c'è stato un passaggio e paro. C'è tantissimo ancora tanto da fare a livello comunicativo. Ma io non so, io so solo che invece di andare meglio andiamo sempre peggio, ecco, con delle cose veramente assurde, invece di essere agevolati. Vedete, anche in questo io dico sempre, giriamo col notaio, col commercialista, paghiamo per fare i volontari, le cose in scadenza, ecco, molti grandi catene non ce ne danno più perché tentano di vendere a loro come che fossimo noi il problema, perché ci regalano qualcosa. Proprio non ci siamo, e non ci siamo per queste famiglie. Adesso vi faccio vedere l'assegno, perché ve lo faccio vedere per far capire chi arriva al Banco Solidale, e come dice Cristian non sono barboni, non sono persone che hanno voglia di fare niente, sono famiglie disperate che almeno hanno un appoggio al Banco Solidale. Andiamo a vedere l'assegno di Mirella. Anche oggi, mercoledì, siamo al Banco Solidale, è dicembre, è Natale per molti allegro, felice, spensierato, per altri drammatico, come questa donna che è qui vicino a me con il figlio, la quale fra poco andrà all'ospedale perché c'è il marito gravissimo con un ictus. Questa donna è da mesi che bussa alle porte, specialmente del sociale, per far capire che deve essere aiutata, supportata. Non è solo una questione economica, è una questione anche psicologica, di supporto per questi ragazzi, 2 ragazzi che ha, bellissimi, ma che hanno bisogno anche loro di un supporto, di un accompagnamento. Eppure le porte non si aprono. Le frasi solite che sentiamo, vedrai che ce la farai, ecco, se hai bisogno chiama, facci sapere come va. Come facci sapere come va? Sarà qualcuno che dovrà invece sapere e andare a trovare questa signora e dire: hai bisogno di qualcosa, come possiamo essere utili oggi, i ragazzi come vanno, sono a posto, il trasporto. Allora, la chiameremo un nome bellissimo, Maria. Allora Maria, cosa è successo? All'improvviso, famiglia normale, tranquilla, arriva il patatrac, tuo marito cade, ti chiede aiuto, lo portano all'ospedale e da quel momento comincia il calvario nel vero senso della parola, non in quanto all'ospedale in sé che lo stanno curando, ma per te, soprattutto per la tua famiglia. Prego. È stato difficile perché io mi sono sentita da sola ed era un continuo su e giù di emozioni, di speranze che andavano sempre male, di aspettative che andavano bruciate sempre e io ho chiesto aiuto e l'unico aiuto che mi dicono è: vedrai che ce la fai.
E questo un giorno, 2, ma sono 4 mesi che andiamo avanti così e non ce la faccio più. Ho chiesto un aiuto psicologico, mi hanno dato appuntamento a febbraio, ma da qua a febbraio io come faccio? Come affronto questo continuo sperare e poi trovarmi disillusa sempre? Come si fa? Dimmelo tu, perché io non so più, non c'è più speranza, non c'è più niente ormai. Maria, quello che però io vedo è che tu, nonostante le difficoltà, parli con i tuoi figli, loro ti accompagnano in questo percorso, hai cercato per forza anche di coinvolgerli, però mi sembra che anche loro hanno bisogno di un supporto psicologico. Non è facile per loro vedersi il loro papà in quelle condizioni. Cosa vuoi dire? Come vivi la situazione? È una cosa particolarmente pesante. Bisogna fidarsi dei medici perché nessuno in casa ha le competenze per dire altrimenti si fa quel che si può. E cos'è che senti le parole che ti vengono dette da qualcuno che invece dovrebbe usare magari altre parole? Fammi sapere, adesso facciamo gli esami e vediamo. Maria, però la speranza non deve mai morire. Io spero veramente che questo uomo, questo marito meraviglioso che io ho avuto la fortuna di conoscere, questo padre sempre presente, protettivo, ce la faccia. Spero tanto che ce la faccia. Il problema è che bisogna arrivare a questo con le persone e le strutture adatte, perché in questo momento è una situazione molto molto grave e complicata, o sbaglio? È molto complicata e molto grave, anche perché ci sono ricadute importanti anche sulla famiglia, su di me, che tutti si aggrappano a me, però io a chi mi aggrappo? A Mirella. Per fortuna che ci sei. A Mirella. Se non ci fossi bisognerebbe ringraziarti. No, per carità. Allora Maria, guarda, facciamo una cosa. Intanto ti diamo un supporto economico, che questo serve sempre. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Tanto respiri, tu e i tuoi figli. Ecco, cosa vuoi dire a questa famiglia? Allora, alla famiglia di Rete Veneta e anche di quella dei Veneti Schiacciati dico un grande grazie. Grazie di esserci, perché almeno ho un qualcuno a cui dire o parlare o sfogarmi, almeno per quello che posso, per quello che si può anche. Sai che noi non ti lasciamo a piedi di sicuro? Io spero. Ti ho fatto sorridere, Maria. Dai. Sai che non rimani a piedi con quei veneti schiacciati dalla crisi. Qualcuno che arriva proprio in aiuto e in supporto. Allora Maria, vai tranquilla, adesso sentiremo come va, vedremo anche di trovare la soluzione anche per alleviare, perché non è facile. Guardate che non è veramente facile per lei. Voi non sapete la storia, io la so e non la posso raccontare tutta, ma lei sta lottando con le unghie e con i denti in una situazione non facile, né come moglie né come mamma. Perciò dobbiamo assolutamente supportarla e le persone di dovere si devono muovere, così lei non può andare avanti. Grazie Maria, grazie anche a te tesoro, saluta il fratello, un grande abbraccio anche al tuo marito adesso che vai a trovarlo, anche da parte mia e di tutta la grande famiglia. Ciao.
Allora, come avete visto è un assegno importante, non è solo un assegno economico, è un assegno anche di ascolto, Cristian, come hai sentito. Ecco, io veramente ho alterato la voce, non l'ho fatta vedere perché ci sono minori ed è giusto anche tutelarli, ma soprattutto per far capire chi arriva ai banchi alimentari, ecco, perché una volta si pensava fossero tutti barboni, come hai detto tu, sono persone che lavorano, tutti parlano, ma alla fine cash e altro arriva ben poco. Ecco, cosa vuoi dire a Maria e a quelle persone invece che dicono i banchi alimentari, che c'è qualcuno che lucra solo, perché abbiamo anche quelli che dicono così, no? I volontari, vai aiutate quelli che volete voi, no? Le solite frasi. Esatto. Dico, venite dentro, perché quando vengono dentro dicono, ma io non immaginavo una cosa così. Tutti dicono così. A Maria, diciamo così, dico, non smettere mai di bussare, bussa a tutte le porte che qualcuno trovi che ti aiutano, ma continua a bussare, non smettere mai, anche perché immagino che lei si sarà sentita dire se hai bisogno chiamami, se hai bisogno ci sono, no? È sempre quella frase che dopo, no, ipocrisia, se ci sei, non ti devo chiamare, no? Quindi è quella la frase classica, se hai bisogno chiamami, sì. Buongiorno. Così. E qui ma anche piccole risposte, piccoli aiuti, ma se tutti fanno qualcosa, ecco perché l'importanza di mettersi insieme anche con gli empori solidali, queste cose qua, perché insieme si riesce a fare, da soli si fa pochissimo, e l'importanza dell'ascolto anche all'interno degli empori, le cose in cui io sto lottando tanto, che adesso noi sugli empori anche con il discorso del counseling, quindi gente formata, ma fare meno ascolti ma più approfonditi, ascoltare di più le persone, no? Ecco, non è mai semplice, non è semplice per i volontari, non è semplice per la persona aprirsi con persone che non è che siano amici, no? Sono delle persone che sono lì dei volontari, quindi creare l'empatia a volte non è semplice con tutti, poi come sai anche tu all'interno abbiamo anche molte persone con disagio, quindi non è semplice, per questo è lo sforzo. Ecco, il cibo, dico sempre, è l'aggancio, il cibo è l'aggancio, è la scusa per fargli fare un passo, per essere ascoltati, per essere aiutati, ma è l'aggancio. Ecco. Pubblicità. Siamo con Cristian Sassero, presidente da Spreco a Risorsa, questo importante emporio dove ha fatto anche capire l'importanza anche di conoscere questi empori, di dare il giusto peso e il giusto sostegno. Però quello che non riesco a capire, Cristian, che più che andiamo avanti e più burocrazia dobbiamo superare. Ecco, bisogna essere veramente strutturati per essere in equilibrio e riuscire a resistere. Ma poi il volontariato andare avanti così, giovani sempre meno, perché sempre meno giovani, tutti che facciamo tutto, invece dovrebbero anche qua dividere bene tu chi sei, cosa fai, quando sei nato, perché sei nato con questa associazione. Invece tutti fanno tutto, borse della spesa, accompagnamento, ascolto, chi ne ha più ne metta. Prego, formazione. Allora, l'importanza per me, come noi abbiamo fatto sia a Tienes che io adesso a Bassano, è quella di lavorare in rete. Questo è il lavoro più difficilissimo, perché siamo tutti i primi della classe, no? Quindi così è difficile ragionare, però dobbiamo fare questo sforzo, quindi metterci insieme con obiettivo comune, non ci deve essere un'associazione davanti, ma più associazioni allo stesso livello che lavorano per lo stesso obiettivo. Questo è facile dirlo, farlo dopo diventa un lavoro costante, però questa è la strada, questo è l'unico modo per lavorare, per fare un servizio migliore, anche per accedere a fondi nazionali, fondi europei, quindi lavorare assieme premia. Lo so che non è facile, bisogna fare 2 passi indietro, io preferisco fare 2 passi indietro, non farmi vedere, lasciare gli altri mai avanti, però che si arrivi all'obiettivo, questo deve essere la forza. E dopo il fatto che la riforma del terzo settore ha portato tutta una serie di obblighi che tante associazioni piccole, piccolissime o fatti da persone che non avevano un minimo neanche di formazione informatica hanno chiuso, perché questo ha portato
hanno chiuso. Probabilmente non c'è stato un ricambio. Io questo lo vedo molto nelle parrocchie, cioè nelle parrocchie vedo poco ricambio. E quando vedo anche alcune associazioni che però mi dicono non abbiamo ricambio, non abbiamo giovani, non abbiamo persone, a volte rispondo anche che io guardo a me stesso cosa è successo, sono partito da solo, adesso siamo 220 volontari. Allora, sono venuti perché io sono più bravo? No, sicuramente no, perché se guardano a me stavano a casa, perché sicuramente non sono più bravo di nessuno. Perché le persone vengono? Perché trovano uno spazio dove c'è una condivisione, ma c'è qualcuno che gli lascia lo spazio per agire. Se io vado su un'associazione e gli altri mi fanno vedere quanto bravi sono loro e per me non c'è spazio perché abbiamo sempre fatto così, dobbiamo fare così, faccio io, allora fai tu. Cade tutto. E cade tutto, quindi dobbiamo responsabilizzare i volontari. Infatti intanto li ringraziamo anche i miei che oggi in questo momento sono là che lavorano. Ecco, io sono qua e loro sono là che lavorano, siamo aperti, sono dalle 7 del mattino che sono là fin stasera alle 6, capite, tutto un dritto. Ecco, 2 giorni infernali. Ecco l'importanza del volontariato, però abbiamo pochi giovani, Cristian, cosa fare per veramente cercare di intrigarli di più? Perché tante ore a scuola ma alla fine i numeri non li abbiamo. Allora, con i giovani riesci a fare delle attività, ma riesci a fare delle attività il sabato. In settimana tra scuola, studio è difficile che noi ce ne abbiamo e che arriva qualche scout, ma sono cose sporadiche, come non c'è una cosa strutturale. Abbiamo anche i giovani che mai lavorano, che però si prendono quel tempo per venire, ovviamente dipende dal lavoro che hanno. Stiamo lavorando con delle scuole per esperienze, proprio che facciano delle esperienze all'interno degli empori solidali o con Informa Giovani o tutte attività estive, quindi durante il periodo estivo non c'è nessun problema. Gli altri riesci a prenderli il sabato, però al giovane gli devi dare non un peso di dire mi prendo un obbligo perché non hanno questa ottica. Bisogna intrigarli a mio avviso. Dobbiamo dirgli guarda c'è la colletta alimentare sabato, vieni, sì, ti dicono di sì. Se gli dici vieni in emporio ogni sabato, ti dicono no guarda non posso, non ho tempo. Non devono avere questo obbligo, dopo mai si innamorano del servizio, no? Ma non è però che forse manca loro quello che aveva una volta il volontario di una volta, quello di fare comunità, di aiutare gli altri, però gliel'hanno segnato poco questo, non è che loro non vogliono. Guardiamo anche questo servizio e sentiamo come commenta. Ecco, Cristian Sasso, ecco, cercare anche di recuperare queste persone, ma adesso sentirai cosa dicono queste realtà che io mi sono informata ieri, è proprio vero quello che avete visto. Andiamo a sentire. È iniziato male il sit-in dei 7 migranti, tutti con permesso di soggiorno richiesto od ottenuto. Uno di loro, Usman, si è accasciato a terra, probabilmente vittima di un malore dovuto al freddo sopportato in questi giorni e un'ambulanza l'ha portato in ospedale per i controlli. Gli altri raccontano di come dormono nei parcheggi dell'Appiani o dal Negro, di come non trovino spazio nei dormitori cittadini, tutti già occupati. Hanno freddo, fame, cercano un lavoro, non vogliono certo delinquere, cercano solo aiuto. Molti di loro hanno fatto viaggi allucinanti per fuggire dai loro paesi. Sono venuto in Italia perché tante cose che minaccia non pace, guerra dei Taliban, Pashtun, perché siamo Pashtun vicino, viviamo vicino Afghanistan, tu conosci c'è una guerra dei Taliban, non posso andare a scuola, non posso lavorare perché non sicuro là. Sono arrivato in Italia a piedi, un anno di Pakistan, Iran, Turchia, Bulgaria, Serbia, Croazia, Slovenia e ultimo Trieste. C'è chi li guarda con disprezzo, chi con distanza e chi invece, come loro, ha avuto una storia che viene da lontano e ringrazia i trevigiani per avergli dato un'opportunità. Io vivo qua a Treviso da sempre nella vita, so che i trevigiani alla fine mi hanno dato un'opportunità di integrarmi
Presso una persona anche stamattina al bar è arrivato un signore come loro, oggi non è stato un caso, ma questo signore è arrivato avvolto in coperta senza scarpe, ma ho visto che la gente comunque guardava questa scena. Io l'ho voluto portare dentro al bar per far capire, come io sono di colore, posso potermi permettere di pagarmi un caffè, anche loro che vivono una situazione che non si possono permettere magari all'inizio. Siamo anche persone che possiamo dargli un aiuto, almeno anche delle scarpe che non usiamo. A loro mi piace perché è un motivo, veramente signora, è un motivo per dire che siamo tutti esseri umani, prima di tutto. Sissé si è integrato, lavora all'aeroporto, ha addirittura un suo marchio di abbigliamento, Colocush, ed è stato l'unico a portare una parola di conforto ai suoi fratelli, promettendo di aiutarli. Ma loro hanno una vita prima di tutto, una dignità. Io ho preso dei contatti del ragazzo per vederlo oggi, ma perché voglio aiutare quello che posso fare io. Ma voi che abbiamo più possibilità, possiamo anche noi, cose che non manco usiamo, a loro farebbero la differenza. Parlo per me in primis. Allora, Cristia Sassaro, come commenti questo servizio? Vuoi vedere che una Treviso Stradica non riusciamo ad aiutare 7 persone che sono al freddo, hanno pochi vestiti, noi buttiamo via, non sappiamo neanche più dove mettere le cose? Prego, Cristia, come commenti questo servizio? Parole ce ne sono poche, no. Non mi stupisco perché ce ne sono, anzi, sono anche vederle così brave persone, le vedi anche dignitose, con una dignità. Non c'è una visione politica su questo, sia sul discorso abitativo, proprio in Veneto, dico Veneto, ma potremmo dire Italia completamente, non c'è discorso abitativo, è un problema per tutti, ma non c'è neanche una visione sull'alloggio temporaneo, anche queste strutture ricettive delle persone che sono in strada, ecco, io vedo da noi nella nostra provincia, ce ne sono, sì, sono sufficienti? No, hanno troppi pochi posti. E torniamo al punto di prima, non c'è rete, non c'è comunicazione. Esatto. Non c'è comunicazione senza scarpe, hai sentito? Ma esatto. Come fa a essere? Vuol dire che nessuno ci chiama per dire guarda che c'è questa emergenza, cerchiamo di aiutare. E soprattutto non sanno dove indirizzarli, anche se non ci chiamano. Però indirizzali, guarda, vai qua, vai di là. Lo facciamo anche noi all'interno degli empori, guarda che c'è questo servizio del comune, questo del servizio sociale, c'è questo servizio dall'altra parte, un'associazione che fa una cosa. No, perché ognuno guarda il suo. Sì. Ognuno guarda il suo, ognuno sta dentro casa, gli passi davanti neanche li guardino. Se guardi, quando vediamo queste persone qua, abbassiamo gli occhi per non vedere gli anziani che stanno morendo, dove li mettiamo? In casa di riposo, perché? Perché stiamo negando perfino la morte, che fa parte della vita e non la vogliamo vedere. No, il bambino non deve vedere. Il bambino non deve vedere queste cose, ma la vita è così, fatta di alti e di bassi. Anch'io non voglio vedere quando uno qualche passa, perciò mi giro dall'altra parte. Come ci saluti, Cristian? Bueno, intanto vi auguro buone feste e buon Natale a tutti, più che buone feste, buon Natale. Anche a te. Così. E soprattutto con l'augurio, almeno per noi, per te Mirella, noi che ci occupiamo degli empori solidali, con l'augurio che l'anno prossimo riusciamo veramente a fare dei passi, anche con la nuova amministrazione della regionale, che ci sia una spinta ancora più concreta, non che non ci sia stata, perché c'è stata, non possiamo dire che non ci sia stato, però più vigorosa, cioè dobbiamo spingere perché i tempi, le richieste sono sempre in aumento, abbiamo bisogno di sostegno e di lavorare assieme, quindi ecco che il 2026 sia un anno dove si lavora assieme, non parliamo di cose materiali, ma dove si lavora assieme. Ecco, quindi auguro anche a tutti i tuoi spettatori buon Natale, buone feste e buon anno, ecco, e cercate di aiutarci perché l'Emporio, io dico sempre, non è che, perché dopo succede questo, no? Tutti ti dicono, c'è l'Emporio, ma guardate che i poveri non sono mica degli empori, i poveri sono di tutti e tutti abbiamo la responsabilità di aiutare. Bello, quindi, bellissimo, bellissimo. I poveri sono di tutti, bravissimo. Grazie a Cristian Sassaro, pubblicità. E se il futuro dell'ascolto stesse per cambiare? E se il tuo ascolto potesse evolvere insieme a te? Pronto ad accedere alle tecnologie future per aiutarti a sentire ciò che conta? E se ci fossero ancora più modi per connettersi? Senza perdersi niente, giorno e notte.
E se avessi accesso a un'assistenza personalizzata e pratica, sapendo che sarà la stessa sia oggi che domani? E se ci fosse un impianto così smart già pronto per il futuro? È arrivato il primo sistema di impianto cocleare smart al mondo. È il futuro dell'ascolto. Disponibile oggi. Come funziona il sistema Cochlear Nucleus? Il sistema Cochlear Nucleus sostituisce le parti dell'orecchio interno che non funzionano. A differenza di un apparecchio acustico che solo amplifica i suoni, il sistema Cochlear Nucleus funziona per rendere i suoni più chiari, in modo che sia più facile capire le conversazioni. Si compone di due parti che lavorano insieme: l'impianto cocleare e il processore del suono. Il processore del suono viene indossato all'esterno dell'orecchio e può essere indossato dietro l'orecchio o posizionato sulla testa. Il processore del suono è connesso all'impianto, che si trova sotto pelle. L'impianto è collegato a un elettrodo, posizionato nella coclea dal chirurgo. I suoni vengono captati da due microfoni sul processore del suono e trasmessi all'impianto, dove vengono convertiti in segnali, che vengono inviati alla coclea, attraverso l'elettrodo e interpretati dal cervello come suoni. Il sistema Cochlear Nucleus Nexa è il primo impianto cocleare smart al mondo con memoria interna. Ciò significa che le tue informazioni d'ascolto personali sono conservate in modo sicuro nell'impianto stesso. Così le puoi avere sempre con te ed esse sono facilmente trasferibili a qualsiasi processore del suono Nucleus Nexa in futuro. Sarà sufficiente semplicemente indossarlo e sarà pronto. Io devo ringraziare il dottor Daniele Frezza, che è qui con noi, direttore della chirurgia dell'orecchio, ospedale Canfoncello di Treviso. A gran richiesta, avete visto, sono riuscita a farlo ritornare, perché mi avete veramente telefonato in tantissimi dicendo: io voglio ancora che venga il dottor Frezza, voglio sentire, perché spiega bene, perché sappiamo la nuova tecnologia che passi da gigante ha fatto. Grazie dottor Frezza, e saluto anche Luana Vendramini, imprenditrice. Grazie anche a Luana di essere qui, grazie per sentire l'importanza anche della tecnologia, ma soprattutto il supporto anche all'imprenditoria che va fatto. Non c'è niente da fare, specialmente al piccolo e medio imprenditore. Allora, dottor Frezza, abbiamo visto questo veramente servizio molto bello che fa capire anche l'importanza della tecnologia, della ricerca, però io devo sapere, devo conoscere. C'è abbastanza informazioni in questo? Perché l'altra volta che lei è venuta, ho detto: ma io non sapevo, Mirella, queste cose, ma dov'è il dottor Frezza? Ma cosa fa? Ma come faccio a raggiungerlo? Prego, dottor Frezza. La domanda, intanto grazie dell'invito, la domanda è assolutamente precisa, perché il problema dell'ipoacusia è un problema serio, colpisce circa il 15% della popolazione, significa una perdita d'udito. L'impianto cocleare che abbiamo visto è una delle opzioni riabilitative ed è la più importante, perché negli anni 90, in Italia un po' dopo, ha rivoluzionato il nostro mondo. Prima un paziente che nasceva sordo purtroppo rimaneva sordo. Oggi con l'impianto cocleare si può ridare l'udito al bambino che nasce sordo già dai primi 2 anni, entro i primi 2 anni di vita, o anche nell'adulto. Nell'adulto le cause sono molteplici e il nostro centro, e Treviso si occupa di riabilitazione uditiva, offre tutte le opportunità. Ecco, qui ho anche portato alcuni esempi, ma la cosa più importante è rendersi conto di cominciare a sentire meno, il che vuol dire farsi ripetere le cose, alzare molto la televisione, escludere di andare a una cena, a un teatro, a un convegno, quindi cambiare abitudini di vita. Lì purtroppo, e questo è il dato nuovo, siamo stati a Bari al congresso nazionale poche settimane fa, metà delle sessioni erano legate alle funzioni del cervello. Quindi quando noi parliamo di orecchio siamo convinti di dire: ma ci sentiamo poco, il problema è l'orecchio. No, il problema poi è il cervello, che non percependo bene i suoni ed elaborandoli in maniera regolare perde di capacità e funzioni. E purtroppo la letteratura ci dice che ormai alcune malattie gravi, quelle diciamo neurodegenerative che un po' spaventano, in molti casi nascono con una perdita d'udito non trattata. Quindi l'invito, ecco, poi magari entriamo meglio nel dettaglio,
e agli telespettatori che nel momento in cui hanno una sensazione di sentirci meno valga la pena di fare una visita accurata, perché prima di mettere apparecchi, che sono comunque una soluzione assolutamente perseguibile, questi sono gli apparecchi oggi in uso, le protesi tradizionali, sono diventate molto piccoli, assolutamente quasi invisibili, e il paziente già con le protesi tradizionali ha ovviamente una buona risposta. Però la prima cosa da fare è una diagnosi, perché le malattie dell'orecchio possono essere delle malattie che hanno bisogno di una chirurgia. Ieri abbiamo operato tutto il giorno, abbiamo finito alle 8:30 di sera, proprio perché i pazienti siamo in grado oggi di riabilitarne la funzione. Qui vedete un piccolo schema in cui ricostruiamo il timpano, gli ossicini, mentre la parte blu, che è la parte interna dell'orecchio, la parte interna dell'orecchio è la parte in cui chiaramente si va a introdurre l'impianto cocleare. Quindi le perdite uditive hanno varie cause. Oggi siamo in grado di utilizzare apparecchiature molto avanzate, come avete visto, per ridare praticamente l'udito a tutti i pazienti. Abbiamo Antonio da Quarto d'Alpino. Ciao Antonio. Oh, buongiorno. Volevo salutare il dottor Frezza, caro Daniele, grande persona. Grazie. E spero presto di poterci ritrovare, perché sa che ci manchi nel gruppo di amici. Un abbraccione e sempre in alto i cuori. Grazie Daniele. Grazie Mirella. Grazie a te caro Antonio, penso faccia piacere dottor Frezza, visto che le ho detto la verità, perché la gente ha bisogno di informazioni, di capire. Ecco, anche queste persone, specialmente i diversamente giovani, ecco, hanno bisogno di capire che c'è una speranza, perché è vero che il corpo invecchia, ma l'occhio rimane vigile, rimane giovane. Ecco, loro vogliono essere intrigati, vogliono conoscere, ma i centenari non li conosciamo neanche più, quanti ne abbiamo veramente, specialmente certo, le donne. E sentiamo anche la dottoressa Luana Vendramini, questa imprenditrice, ecco cosa dice: grande tecnologia, grande made in Italy, ma dopo io dove vado a piazzare il mio made in Italy mi dicono di trovare mercati nuovi, ma sono in grado di acquistare il mio made in Italy, questi mercati nuovi. Com'è la situazione? Ormai chiudiamo l'anno, siamo a dicembre. Prego Luana Vendramini. Intanto buongiorno a tutti. A livello imprenditoriale rimane una situazione comunque complessa, di trascinamento rispetto al 2024. Nel 2025 non abbiamo assistito a un miglioramento da questo punto di vista. Le nostre aziende continuano ad essere in difficoltà, è una crisi abbastanza silente perché non si sente molto parlare di questo problema anche da parte dei mass media. Cerchiamo di combattere, ma rimane comunque una situazione difficile per le aziende del territorio. Quanto importante è per un imprenditore la tecnologia, essere all'avanguardia, cercare sempre di rilanciare? Prego Vendramini. Oggi è importantissima, infatti è uno dei problemi che stiamo affrontando, perché oggi il mercato è globale. Quindi i nostri competitor non sono localizzati unicamente nel nostro territorio, ma sono competitor che ci ritroviamo anche a 8.000 chilometri di distanza dall'altra parte del mondo, in paesi dove la tecnologia è molto più avanzata rispetto al nostro territorio. E questo è uno dei grossi problemi di competitività delle nostre aziende, perché ci scontriamo con aziende che fanno uso di tecnologia in modo molto più massiccio del nostro, anche perché ne hanno disponibilità rispetto a noi e è più facilmente accessibile. La cultura qui da noi è ancora un po' indietro rispetto al resto del mondo, però ci penalizza molto il fatto di non avere accesso alla stessa tecnologia alla quale hanno accesso loro, anche per un fatto culturale. Noi siamo molto più operativi e molto meno legati culturalmente all'uso della tecnologia e a capire quanto può essere importante all'interno dei processi. Questo ci penalizza, per cui è richiesto veramente un cambiamento da questo punto di vista. Pensiamo solo all'intelligenza artificiale, come ha cambiato il mondo industriale, e qui da noi siamo indietro da questo punto di vista.
Allora, noi veramente abbiamo anche capito che per essere competenti bisogna essere anche professionalmente preparati, bisogna avere una formazione adeguata, non puoi più improvvisarti, non ci si improvvisa. Quanto importante è la formazione? E soprattutto i giovani, ecco, come li vede lei, dottor Frezza? Sono intrigati da questo nuovo mondo che si apre anche con questa nuova tecnologia, perché loro sono molto avanti tecnologicamente rispetto, diciamo, a quelli che erano i tempi diversi, anche i suoi tempi magari. Loro nascono con la tecnologia in mano, ormai non c'è niente da fare. Ecco, come vede questi giovani nel mondo anche di questo importante veramente schema che noi abbiamo globale, che è la persona, conoscere se stesso, il proprio corpo, sapere l'importanza del rispetto del proprio corpo, perché il corpo dà segnali, tu li devi capire i segnali che lui ti dà. Prego. Ma allora parto dall'ultima affermazione, il corpo giustamente ci dà dei segnali. Per quanto riguarda l'udito, l'abbiamo accennato prima, io consiglio ai telespettatori di prestare attenzione, perché mantenere l'udito significa mantenersi giovani, e quindi laddove ci sono questi segnali di doversi far ripetere le cose, di perdere un po', di avere un calo dell'umore, di isolarsi, uscire subito da questo guscio, farsi fare una diagnosi da un buon specialista e poi attuare queste strategie riabilitative. I giovani sono particolarmente interessati alla tecnologia. Ovviamente nel nostro ambito parliamo di specialisti che fanno il loro iter, si specializzano attorno ai 28-30 anni e poi decidono di avviare la loro attività in un settore. Ecco, questo dell'otochirurgia, con me sta lavorando un giovane di Milano molto bravo, trentenne, è un settore specifico su cui la scelta diventa quasi una scelta di campo, perché è una chirurgia diversa da quella che l'otorino fa negli altri distretti, nel collo o nel naso, ed è una chirurgia che si fa al microscopio con molta attenzione, con un training di formazione che dura 8-10 anni. Quindi lì il professionista si misura con la propria capacità di fare passo passo le varie fasi e acquisire autonomia. Anche nelle nostre sale operatorie, anche ieri, ovviamente i giovani ci affiancano e si tratta, per chi è senior e ha esperienza, di trasferirgli queste competenze. Sono affascinati e sono molto più veloci di noi nell'acquisire le nuove tecnologie e di spingerci nel dire proviamo questa attività, iniziamo una nuova procedura. Per esempio vorremmo, e abbiamo già qualche paziente trattato, iniziare una chirurgia endoscopica dell'orecchio, quindi usare delle tecniche mini-invasive, e quindi è una continua evoluzione. Io ricordo spesso che il settore della medicina nei grandi ospedali è il secondo settore per innovazione e cambiamento dopo quello aerospaziale. Cioè abbiamo superato quello automobilistico, come dire che Porsche, Audi o i grossi nomi dell'automobilismo di fatto investono meno di noi in tecnologia e informazione di quanto noi dovremmo fare. Quindi la sua domanda è azzeccatissima, cioè è fondamentale questo. Luciano da Desenzano del Garda. Ciao Luciano. Ciao Mirella. Una domanda a 20 secondi al dottore. Buongiorno dottore. Buongiorno. Niente, io adesso ho 79 anni, ma saranno decine di anni che ho l'acufene e si vedono sui giornali così che ci sono delle cure, tra parentesi, si può curare un po' o no? Vi ringrazio, auguri a tutti, auguri. Grazie caro Luciano, vede, avete ragione dottor Frezza, prego. Grazie della domanda, perché è uno degli argomenti che volevo oggi trattare. Ovviamente non si vedrà questo modulo. Aspetti, io lo tengo e lei parla, ecco, vediamo se riusciamo a inquadrarlo però bene. Di fatto, per esempio, questa è una nuova modalità di gestire l'acufene, cioè molti hanno questo problema, pensate quasi il 20% della popolazione, e si è convinto
convinti che si possa non fare praticamente granché. Non è vero. Ecco, noi stiamo utilizzando delle nuove metodologie, questo è un questionario THI, si chiama, in cui andiamo a graduare il livello dell'acufene. Quindi il paziente che arriva fa un questionario, noi capiamo la complessità, va da un grado 1 a un grado 5. Ovviamente se il paziente non sente o ha dei problemi uditivi, questi vanno trattati, però la vera novità è che l'acufene è spesso un problema di neuroinfiammazione del cervello. Quindi nel momento in cui il paziente viene nel nostro ambulatorio, io mi sto dedicando molto a questo, facciamo un'anamnesi completa, misuriamo la pressione, vediamo i fattori le comorbidità e gli stili di vita. Spesso il paziente ha una situazione stressante o una scarsa attività fisica o comunque dei parametri che vanno corretti. Nell'arco di 2 mesi e al terzo controllo a 4 mesi noi vediamo una riduzione netta dell'acufene. Quindi attraverso nella riabilitazione uditiva, la chirurgia se serve, degli integratori dedicati e del controllo di questi cofattori, anche la pressione, l'attività fisica, il sonno, lo stress, noi riusciamo ad avere dei buoni risultati. Quindi è una strada su cui anche con Mirella vorremmo fare magari una edizione specifica. Nell'ULS 2 di Treviso e a Treviso apriremo proprio un ambulatorio dedicato a questo, perché i pazienti che chiedono, come l'ascoltatore, delle risposte sono tanti e purtroppo spesso non ottengono nessun risultato. Ovviamente non offriamo risultati miracolosi, ma la riduzione e il contenimento dell'acufene sicuramente oggi riusciamo ad ottenerlo. Perciò non si guarisce del tutto, ma si può migliorare. Assolutamente sì. Che è molto importante. Allora, si può migliorare, chiediamo all'imprenditrice Vendramini se forse la politica ascoltasse più questi imprenditori, ma quelli che sanno, quelli che sono nel pezzo, quelli che hanno una storia alle spalle veramente di imprenditoria seria. E poi abbiamo invece un mondo che si apre di imprenditori che guardano molto al business, più alla sostanza e al rispetto della loro attività. Come vede lei questa nuova generazione di imprenditori? E qua mettiamo dentro un po' tutti, dalle donne agli uomini, non distinguerei, ma qual è l'obiettivo per molti di loro? Perché si diversifica molto, ma per diversificare molto devi essere strutturato molto forte, tu devi competere anche con questi, ma il Made in Italy l'ha creato il piccolo o l'ha creato la multinazionale? O sbaglio, Vendramini? Cosa dice lei? Rispetto per questo imprenditore che ha portato nel mondo il Made in Italy, guardate come siamo ridotti, perché questa è la verità. Prego. Ma io penso che purtroppo, pur essendo d'accordo con quello che dici, cioè che è un tessuto imprenditoriale che hanno costruito gli artigiani molti anni fa, dobbiamo accettare il fatto che il mondo si evolve, il mondo cambia, il mondo va avanti, si modificano le necessità e quindi anche a livello aziendale, imprenditoriale, bisogna adeguarsi ai tempi. Io vedo che oggi c'è veramente nel mercato un problema di modello di business. I modelli di business che hanno creato i nostri nonni e i nostri padri oggi non servono più, perché il mondo è profondamente cambiato, sono cambiati anche i consumi. Mi ricollego al discorso della tecnologia. Oggi la disponibilità di un cellulare, di un tablet ti dà la possibilità di vedere anche quali sono i prodotti che sono disponibili nel mondo, ma non solo di vederli, ti dà anche la possibilità di acquistarli. E noi non possiamo avere la pretesa di rimanere immutati e allo stesso tempo di riuscire a stare sul mercato, per cui credo che sia doveroso da parte nostra accettare il cambiamento e comportarci anche di conseguenza. Vendramini, tutte queste start-up molto giovani, abbiamo dei creativi, non c'è niente da fare, anche perché siamo italiani e ce l'abbiamo nel DNA, vediamo anche certe volte da un niente cosa riescono a ricavare, perché è così. Come vede questo mondo di start-up è un mondo molto giovane, molto creativo, molto all'avanguardia? Io dico per fortuna che ci sono, perché oggi fare impresa in Italia è veramente una sfida e non so quanti
imprenditori di vecchio stampo consiglierebbero a un giovane oggi di fare impresa in Italia. È molto più facile farlo in altri paesi. Per cui tutto il mio rispetto a quei giovani che trovano un modo di fare impresa, a volte anche in modo molto fantasioso, perché ci sono dei ragazzi che riescono ad inventarsi dei lavori e a creare poi delle aziende di tutto rispetto. Per cui ho grossissima stima di questa categoria di imprenditori. L'importante è continuare a provarci e non abbandonare l'idea che fare impresa sia possibile. È faticoso, comporta sacrificio, però ci sono ancora giovani, secondo me, che sono disposti a fare questa cosa. Non lo fanno solo per un discorso economico, perché c'è questo pensiero che chi fa impresa raggiunge livelli economici più alti di chi invece fa il dipendente. Secondo me, ed è questa la cosa estremamente positiva, è che c'è ancora quella spinta creativa, quella spinta di riscatto che è tipica del nostro paese, che si manifesta proprio in questo tipo di aziende. Dottor Frezza, i giovani, questo veramente importante percorso di medico, abbiamo sentito anche le prese di posizione in questi giorni, il numero chiuso, ecco, forse dobbiamo un po' più fidarci di loro, aprirci di più, capire che forse se li ascoltassimo di più forse il percorso sarebbe meno difficile per tutti? Sicuramente il giovane ha nella sua prospettiva e visione delle chiavi di lettura che sono diverse dalle nostre. Si tratta, in settori delicati come può essere quello in cui opero o in altri, di armonizzare le richieste di innovazione del giovane, che sono giustamente legittime e corrette, con l'equilibrio poi di un risultato finale di qualità e di rigore. Ecco, il giovane, adesso ovviamente io mi riferisco al personale sanitario, che non è solo medico, perché abbiamo degli ottimi infermieri, degli ottimi tecnici, cioè noi oggi lavoriamo in team, quindi una buona attività chirurgica non può ovviamente non avere alle spalle o di fianco una serie di collaborazioni molto importanti, e quindi noi ci accorgiamo che è una sorta di confronto tra l'esperienza e l'innovazione, e credo che sia molto importante, e sto cercando di farlo nel mio ambito, introdurre un concetto di senior, di esperto che affianca il giovane, lo guarda, lo osserva, lo indirizza, ma gli lascia anche quell'autonomia adeguata per avviare questo cambiamento. Come diceva l'imprenditrice, o lei prima con le start-up, difficilmente a un sessantenne viene voglia di aprire una start-up, a un trentenne verosimilmente è nelle sue corde. Ecco, è un mondo che si deve armonizzare. Io credo molto al cambiamento e quindi nel mio modo di lavorare e di vivere la vita mi affianco molto di persone giovani a cui do spazio, e questo è importante. Quanto è importante anche per lei nel suo lavoro l'intelligenza artificiale? Ecco, come viene adoperata? Perché io ho avuto medici, chirurghi molto illustri che hanno detto è fondamentale per noi, abbiamo fatto dei passi enormi con l'intelligenza artificiale. Prego, dottor Frezza. Ma guardi, è un settore su cui dobbiamo capirne bene le ricadute, perché sicuramente è un concetto di avere a disposizione una enorme quantità di dati rispetto all'esperienza di un singolo professionista, che vanno inseriti in alcuni ambiti in cui ottenerne dei buoni risultati. Ad esempio noi abbiamo dei software in ambito radiologico che quando mandiamo a fare un esame a un paziente con una situazione particolare, oggi ci aspettiamo una risposta che non è più legata solo all'esperienza del radiologo, ma anche alla somma di quello che l'intelligenza artificiale dice e il professionista ovviamente la verifica. Ecco, questo è importante, cioè sono informazioni su cui chiaramente poi ci deve essere sempre l'uomo, il professionista, che le prende in carico come fonte di confronto e poi stabilisce una decisione conseguente, perché in alcune attività, esco dalla mia
viene l'esempio del pilota d'aereo o qualsiasi altro lavoro delicato, è comunque l'uomo che alla fine ha la responsabilità di quel mezzo, di quell'atto chirurgico, di quella procedura. Poi un domani vedremo, siamo in questa fase, cioè è una grande risorsa, ma attenzione ad utilizzarla ovviamente con l'esperienza poi di vederne le effettive ricadute e avere il controllo di quello che noi facciamo. In effetti in questa linea anche il professor Gino Gerosa, che ho avuto ospite diverse volte, quale dice attenzione perché l'intelligenza artificiale poi alla fine è sempre l'uomo che manovra, certo. Sempre questa figura, attenzione di dire intelligenza artificiale, bisogna vedere anche dove arriverà e quando arriverà anche quella persona che capirà che soprattutto dobbiamo abbinare l'etica all'intelligenza artificiale, se no noi verremo fuori. Abbiamo già visto in Cina o in Giappone che si creano i fidanzatini virtuali con l'intelligenza artificiale. Attenzione. O ospedali virtuali. Ci sono dei dati che vanno a comparare l'attività fatta da ospedali virtuali con quella ovviamente nostra, che invece è fatta di professionisti, di procedure eccetera. Dati peraltro che dalla Cina, mi viene da dire, noi dovremmo verificare con attenzione, perché sono mondi che hanno origini anche culturali, etiche, giustamente come diceva lei, e di prospettiva completamente diverse. La cosa vera è che bisogna essere misurati, cioè fare le cose che servono, essendo sicuri che i vantaggi sono superiori ai rischi. Quindi questa intelligenza artificiale o le tecnologie vanno sempre poi collocate con attenzione e con un giusto indirizzo ed equilibrio. Allora andiamo a Udine, questi piccoli imprenditori invece che stanno ripartendo dopo quella ondata di maltempo che hanno subito. Andiamo a sentire. Noi, l'azienda Butussi, il mulino di Trussio, Borgo del Tiglio a Brazzano, Marta Venica di Versa, l'azienda Zorzon di Brazzano, con il supporto anche del mercatino di Natale a Cormons stiamo riuscendo a vendere un po' di prodotto, insomma a rientrare un po', se non altro, delle spese che abbiamo sostenuto. Una decina di piccole realtà produttive del mondo agricolo colpite dalla devastante ondata di piena del fiume Iudrio, che per una trentina di chilometri ha distrutto le colture e aziende, travolgendo nel mix di violenza tra acqua, fango e pietrisco tutto quello che ha trovato durante il suo passaggio. Anni, se non secoli, di storie imprenditoriali alle spalle, generazioni che hanno continuato il lavoro dei propri avi, cancellato nel giro di poche ore. Eppure il Fortunale è riuscito nell'inimmaginabile, creare una filiera di solidarietà operativa per far ripartire e ricostruire da subito, come nello spirito di queste genti, divise da un corso d'acqua che ha segnato confini di Stato tra Venezia e Austria prima, Regno d'Italia e Impero austro-ungarico dopo, ma unite da quella friulanità che si piega ma non si spezza. Il campanilismo in Friuli è sempre un problema che ci portiamo atavicamente dietro, perché siamo di natura diffidenti, perché terra sempre invasa da tutti, uno sta sempre sulle sue, però aiutarsi, darsi una mano dà i suoi risultati, insomma si dà una bella immagine del territorio e c'è un tornaconto per tutti, quindi bisogna imparare a fare squadra. Mi sa che non c'è solo in Friuli il campanilismo, cosa dice Luana Vendramini, ecco, ce l'abbiamo anche qua purtroppo, e soprattutto questo aiuto che dobbiamo cercare di fare tra di noi, di fare squadra. Prima il dottor Frezza parla per l'importanza della squadra, certo. Da solo non si va da nessuna parte, tu non puoi andare in sala operatoria da solo per quanto bravo sei, devi avere la squadra. Voi avete una squadra che vi supporta, ecco, questi imprenditori che fanno rete, c'è una rete tra di voi? Io non l'ho mica ancora capito, io vedo che nascono sempre associazioni nuove, una costola di qua, una costola di là, invece di fare rete, di unire le forze. Prego Luana Vendramini. No, nel nostro distretto c'è il distretto dello Sport System che racchiude tutte le imprese del territorio, quindi sì, noi abbiamo un'associazione che ci rappresenta e che ci permette di metterci al tavolo del confronto. Da questo punto di vista, pur ogni azienda cercando di mantenere la propria individualità e i propri segreti, mettiamola così, soprattutto negli ultimi anni, quando il mercato è diventato sfidante, ho notato che c'è stata un'apertura
al confronto e al sostegno reciproco. Per cui credo che oggi ancora di più sia molto importante che ci siano delle organizzazioni che rappresentino le aziende, le categorie di aziende, e che aiutino le aziende a confrontarsi e a trovare delle soluzioni. E qui da noi c'è. L'importante sono parole importanti, perché appunto il futuro siete anche voi. Se si fermano queste realtà io non so cosa faremo, perché di sicuro abbiamo già visto cosa succede con le multinazionali che prendono proprio veramente quella che è la vera polpa, ecco, il know-how dell'azienda, e poi lasciano le ossa, e se le lasciano anche le ossa, e questo deve finire, perché io penso che quella creatività che si parlava prima, dottor Frezza, ce l'abbiamo solo noi, loro possono solo copiare, non c'è niente da fare. Il problema è dopo non svenderti. Ecco, sì. Secondo lei la sanità si sta svendendo, diciamo invece del pubblico il privato che sta emergendo, però la popolazione invecchia, tante patologie, l'ascolto, ecco, lei ha portato una nuova tecnologia, ma cosa costa? Queste tecnologie sono gratis. Perché noi vediamo, ad esempio, lei ha portato un orecchio, cosa ha portato, dottor Frezza? Ho portato un po' l'offerta di riabilitazione. Questa è, così ne approfitto per presentarla, una tecnologia che noi utilizziamo ormai dal 2017, che consente con una piccola vite in anestesia locale, intervento di 20 minuti, di impiantare una protesi dei vari colori secondo i capelli, che si nasconde nei capelli e non si vede. Questa è una tecnologia incredibile, perché attraverso l'osso, quindi noi conduciamo il segnale da questo processore alla vite, all'osso, direttamente all'orecchio, sia di un lato che dell'altro. Quindi con un intervento di pochi minuti, 20 minuti circa, riusciamo a riabilitare completamente l'udito. Oggi questa tecnologia consente anche al posto della vite di impiantare sotto pelle un processore di queste dimensioni, che però non si vede, e ci dà la possibilità chiaramente di ridare l'udito ai pazienti. Noi abbiamo un'ottima casistica su questo e ci siamo collocati tra i centri che in Italia hanno il maggior numero di pazienti. Lei mi chiedeva i costi. Allora, tutto gratis? No, però c'è una cosa da dire, e qua ringrazio il dottor Benazzi, il mio direttore generale, che lo salutiamo, che essendo peraltro a Torino come specialista oltre a medico legale, ha avuto ancora anni fa l'intuizione di dire: se queste tecnologie consentono di risolvere i casi velocemente in sala operatoria, la sala ha un costo orario molto importante, facciamoli e perseguiamo questo obiettivo, perché ricordiamo una cosa: questa protesi che vi facevo vedere costa circa 5.000 euro, però un paziente che non sente ha una stima di costo di 7.700 euro l'anno, per ovviamente gli anni della vita. Quindi se noi facciamo un buon investimento, e nel pubblico lo facciamo ad oggi, diamo a quel paziente, io ho molti esempi di pazienti a cui è cambiata completamente la vita, con un intervento di 20 minuti, in particolare un mio paziente storico, oggi anziano ma sempre molto vivace, che abita nel Montello. Viveva da solo, non sentiva nulla, e tutta la famiglia ogni giorno era preoccupata nell'andare a vedere come stava o se gli era successo qualcosa. Con un intervento di 20 minuti ha ripreso ad andare al bar a giocare a carte, a fare la spesa, a rendersi autonomo, a rispondere ai familiari, e tutti sono ritornati tranquilli. Quindi un esempio per dire che con poco fai molto e hai delle ricadute economiche incredibili. Però, dottor Frezza, mi scusi la parentesi, ma questo si sa, cioè se io vado dal medico di famiglia, mi indirizza il dottor Frezza, che conosce la realtà dell'ospedale, ecco, di quello che si può fare, di quello che può migliorare questa cosa, perché veramente ti cambia la vita. Pensate, non sentire, e con un intervento di 20 minuti tu riprendi la tua vita in mano. Ma guarda che è una cosa grande che ha detto il dottor Frezza. No, c'è questa collaborazione. Allora, purtroppo la medicina, come dicevamo, è un settore a grandissima innovazione e cambiamento, quindi il medico di medicina generale, che è un collega, è un amico, nel mio caso,
non è detto che conosca proprio tutte le tecnologie, perché si deve occupare di tutto, dal cuore al respiro, alle malattie croniche, quindi noi siamo degli specialisti di settore, però il suo è un invito corretto, cioè noi dovremmo fare arrivare a tutti i professionisti della salute questi messaggi. Oggi, lo sottolineo, l'ipoacusia, la perdita uditiva è la terza causa di disabilità. Quindi questo sia un messaggio forte, cioè il paziente che non sente va trattato per consentire che il suo cervello continui a funzionare bene, che abbia delle relazioni, che sia autonomo, che possa fare il nonno, che possa fare ancora le attività lavorative. Invece chi non sente perde grandissime opportunità e non riesce più a socializzare. E costa molto, quindi sono d'accordo con lei, noi dovremmo aumentare questa conoscenza e anche grazie oggi a Mirella credo che qualche messaggio ai cittadini e agli ascoltatori arrivi. Grazie anche alla direzione generale, all'US in cui lavoro, che ha questa sensibilità e questa apertura. Dottor Frezza, un'altra cosa che preoccupa sono tutti questi ragazzi, specialmente con queste cuffie, con questi strumenti di ultima generazione. Ecco, che consiglio vuole dare questa mattina? Perché veramente... Di usarle il meno possibile, perché oltre ad essere rischiose, ci sono casi purtroppo di incidenti mortali perché chi ha le cuffie non sente gli allarmi, le macchine, i rumori, il treno e quindi molti incidenti avvengono anche per quello. Ma la coclea, che è questo recettore che abbiamo visto blu all'interno dell'orecchio, subisce un danno continuo o per attività lavorative, hobby, uso di decespugliatori, seghe elettriche, eccetera, senza cuffie, ma anche per l'uso continuo di cuffiette con musica che proviene dall'apparato ovviamente di riproduzione, ma che entra direttamente nell'orecchio, anche ad alta intensità. Ecco, questo io lo consiglio ai giovani, usatele il meno possibile, perché sono fonte di danno all'orecchio in maniera cronica e poi diventa un problema per tutta la vita. Abbiamo Lino da Mantova. Ciao Lino. Ciao Mirella, volevo dire, tanto complimenti al professore per ciò che ha detto per le cufene, che è molto importante queste cose innovative, eccetera, eccetera, che ha illustrato. Volevo dire una cosa a lei, signora Mirella, perché, sulla faccenda dei bambini che rapiscono, perché gli assistenti sociali non vanno dove ci sono i gitani, che io non so come chiamarli, dove i bambini là non li mandano neanche a scuola, dormono in 10 in una carovana che stanno in 3. Ma perché lei non dice niente di questi? Perché non vanno gli assistenti sociali là a dire perché non li mandate a scuola prima di tutto e invece li mandano a rubare, signora? Io le volevo sentire da lei questa trasmissione. Qualche volta l'aggiunga che io seguo tutti i giorni lei quello che dice. Grazie signora Mirella. Grazie Lino, ma allora ti sei perso qualche puntata perché penso di aver fatto una settimana su questa, proprio per parlare di questi bambini nel bosco con gli esperti, ecco c'era anche il dottor Frezza, ecco il problema è, vedi Carolino, che noi dobbiamo fare i controlli prima, se questo casolare acquistato non era abitabile non si doveva dare la possibilità di andare ad abitare, punto. Non sarebbe successo tutto questo pandemonio. Ecco, il controllo va fatto prima, Lino, non dopo, perché poi succede il finimondo. Allora si divide l'Italia tra i contrari, i favorevoli, perché togliere i bambini, non togliere i bambini. Ecco, noi dobbiamo capire che sono creature fragili. La fragilità va tutelata con le persone esperte. Poi sai, tu porti questi bambini che vivono in queste roulotte, in queste... non è proprio così, guarda, ti posso assicurare, il problema è che purtroppo in Italia dovrebbero fare dei controlli e ci sono delle regole che dobbiamo rispettare tutti, non può essere che uno arriva e si fa le proprie regole perché gira così. Detto questo, dottor Frezza, un'altra cosa importante che volevo capire e continuare, anche l'uso di questo smartphone, di questo telefonino. Ormai noi viviamo veramente e vediamo anche questi ragazzi che non riescono neanche più, se tu fai 6x3 non riescono più a farlo. Ecco, quanto importante è moderare l'uso dello smartphone? Allora, leggevo proprio ieri sul Corriere un'intervista alla professoressa Viola di Padova su questi test di medicina e sulle, diciamo, capacità di apprendimento dei giovani. Effettivamente sono cambiate, cioè lo smartphone e l'intelligenza artificiale sono degli strumenti utili, ma sono un po' delle scorciatoie. Quindi il giovane tende a far più fatica di noi a memorizzare, a elaborare le conoscenze e a, come dire,
a renderle patrimonio per il proprio percorso di vita. Cioè sono informazioni fugaci che entrano ed escono con troppa velocità e cambiano. Quindi a mio parere bisogna, e ormai ci sono degli studi, per esempio nel bambino, io mi occupo molto di bambini, è sconsigliato l'uso di tablet, di smartphone nelle ore soprattutto pre-sonno, ma anche direi nella giornata. A me capita di visitare bambini perché ne approfitto, l'otite è la malattia più frequente del bambino fino ai 3 anni e noi ci occupiamo di situazioni di otiti gravi in cui il bambino deve essere operato. Abbiamo operato una bimba proprio sabato sera tardi di 2 anni, ecco, quindi ci occupiamo di questo. I bambini utilizzano, perché i genitori glielo propongono come momento di svago, lo smartphone. Non è assolutamente corretto, cioè a mio parere sembrerà un discorso un po' retro, ma bisognerebbe tornare anche alle storie che le nonne o le mamme raccontano, all'uso di libri con delle immagini educative e quindi a situazioni stabili in cui quello che il bambino vede è un qualcosa di rasserenante, non con quella velocità e quella penetrazione e disturbo mentale che lo smartphone o il tablet o i filmati danno, e ci sono degli studi che ce lo dicono, e disturbano il sonno dei bambini e la loro qualità di vita. Più chiaro di così? Allora sentiamo anche Luana Vendramini. I giovani, ecco, sono intrigati dall'artigianato, dalla formazione. Ecco, io penso che forse dobbiamo intrigarli proprio di più in questo, farli diventare più protagonisti, perché non possono sempre stare seduti ed ascoltare, devono anche essere loro i protagonisti. Quanto importante è la formazione, ma la formazione fatta in azienda, a mio avviso. La formazione fatta in azienda, o sbaglio, Vendramini? Allora, quello che posso notare io è che i ragazzi, i giovani oggi sono meno interessati rispetto a noi e ai nostri padri all'artigianato vero, per come lei me lo sta proponendo, ma anche perché oggi le alternative sono molto più ampie rispetto alle nostre, quindi hanno delle opportunità infinitamente superiori rispetto a quelle che avevamo noi. Deve esserci una passione di partenza. Molto spesso chi continua a fare il lavoro di artigiano è comunque figlio di qualcuno che ha fatto l'artigiano. Chi non proviene da famiglie che culturalmente si sono dedicate all'artigianato, noto che molto meno frequentemente decidono di propria iniziativa di affacciarsi a questo mondo, prediligono delle imprese alternative più tecnologiche, marketing, finanza, però diciamo che creare manualmente oggi non ha più lo stesso appeal che aveva una volta, ma infatti un po' anche tutti hanno perso un po' la manualità. Infatti non hanno manualità. E là il problema, non hanno manualità. Però è anche vero, però, Vendramini, diciamoci la verità, che non è che possiamo sempre incolpare sti ragazzi. Cioè, la formazione, ci siamo resi conto che forse ci siamo dimenticati di farla, ma proprio come intrigo, diciamo, della persona. Perché loro sono là seduti che ascoltano. Io ho avuto dei ragazzi, proprio degli studenti ospiti un sabato, e c'era un ragazzo in particolare che, per rispondere a quello che ha detto lei, che vedeva questi ragazzi che facevano laboratorio su questo robot che stavano costruendo, e lui diceva: a me non interessa sta roba, no, non mi piace, no, non la sento, mentre questo gruppo era molto appassionato. Però un po' alla volta, siccome si sentiva anche un po' escluso, ho detto: beh, provo a vedere cosa stanno facendo i miei compagni. Beh, le posso assicurare che questo ragazzo invece in squadra, con l'attenzione che questi ragazzi hanno rivolto a loro, dicendo: guarda, prima cerca anche tu di capire come si muove, cosa si può fare, lo hanno intrigato. Adesso guai se non fa parte di questa squadra. Forse dobbiamo andarli a prendere noi, quelli che non hanno la fortuna di avere il genitore, il nonno, ecco, questo artigiano in casa, perché magari questa creatività ce l'hanno, ma è la scuola che deve tirarla fuori bene o male. Il dottor Feltri, quando è in sala operatoria, deve vedere se la dottoressa, il dottore che ha a fianco è un bravo chirurgo, sa operare o non sa operare. Chi è in linea?
Ecco, tutto il microfono mi dicono. Dottor Frezza, cosa dici in base a quello che ho detto io? Relativamente a come i giovani devono... Se creatività, perché anche in sala operatoria mi sa che bisogna che sia anche un po' creativo. Mi viene da dire che ho dato l'opportunità ad alcuni studenti del liceo di venire a vedere le nostre attività per cercare di capire se poteva essere per loro una scelta adeguata. E ha funzionato, in particolare un giovane che adesso studia a Ferrara, peraltro in queste settimane è a Parigi a fare uno stage in un grosso centro oncologico, è venuto da me anni fa per capire se medicina o il mondo della chirurgia poteva appassionarlo e sono riuscito a fargli scattare la molla. E addirittura le sue 2 sorelle gemelle fanno anche loro medicina e i genitori fanno tutt'altro lavoro. Quindi probabilmente, non so se è stata una coincidenza, ma non è l'unica, devo dire, il consentire ai giovani di entrare nel mondo del lavoro, della complessità e misurarsi non con quello che si sente dire, ma con quello che possono realmente vedere, e quindi anche in sala operatoria, negli ambienti, ovviamente con tutte le precauzioni dovute, può significare aprirgli quell'orizzonte, quella scelta poi professionale corretta. E questo, non so, credo che andrebbe forse strutturato di più, come lei sta dicendo, cioè sia nel mondo dell'impresa che nel mondo del lavoro in generale, cioè dare la possibilità, in alcuni paesi all'estero questo avviene, ma anche un po' in Italia, ma forse dobbiamo farlo di più, di entrare nel mondo reale prima di fare la scelta, in modo tale da capire se quella scelta poi è opportuna o meno. E soprattutto anche il mondo del diversamente agili, come li chiama Mirella. Ecco, Luana, quello che io sento qui, che sono anche preparati, hanno anche dei diplomi ma non trovano lavoro, non vengono inserite nelle aziende, hanno paura di assumere, lo dicono i sindacati, i numeri non tornano, la legge prevede ma poi l'assunzione non c'è. Perché si ha così paura di dare lavoro a un diversamente agile? Non parlo di lei, parlo in generale naturalmente, Luana. Perché io faccio fatica a capire perché non diamo la possibilità di vedere cosa sanno fare, perché poi lavorano anche bene sti ragazzi. Ecco, perché si ha così paura? Siamo proprio culturalmente così indietro. Su questo, Luana Vendramini, parlo come imprenditori. Guardi, dirò una cosa impopolare. Le aziende oggi si reggono sui numeri. Per cui ogni risorsa che viene impiegata in azienda deve rendere di più di quello che costa. E questo è il tema. Per cui l'azienda, per come è concepita oggi, come una struttura a sé stante, formata da mezzi e persone, segue delle logiche di business che escludono la sensibilità rispetto a questi temi. È bruttissimo da dire, ma questo è quello che io noto nelle aziende oggi, cioè chi viene assunto in un'azienda viene visto come una risorsa, non come una persona. La sensibilità nei confronti della dipendente persona è venuta molto meno rispetto al passato e quindi oggi l'azienda investe su una persona nel momento in cui quella persona è in grado di restituire in termini economici più dell'investimento che l'azienda sta facendo, e probabilmente culturalmente non siamo propensi a ritenere che una persona diversamente abile sia in grado di dare un riscontro di questo tipo in azienda. Servirebbe proprio un cambiamento a livello di mentalità su questo tema. Perché io sto accelerando in questo, sa Luana, perché non mi tornano i conti. Pensi che ho avuto una scrittrice, una bravissima donna, diversamente agile, 40 anni, ha detto: Mirella, io so che potrei arrivare più in là, ma non mi lasciano, non riesco ad avanzare. Sono d'accordo su questa cosa. Io ritengo che ci siano delle persone che riuscirebbero a dare il contributo non al 100%, al 150%, ma è proprio nella struttura mentale di un'impresa prediligere una persona che abbia un livello di competenze rispetto ad una persona che viene ritenuta diversa. Sandra, guardi, è veramente un problema so che il culturale dottor questo, Frezza vuole intervenire su questo. È un modo anche per salutare l'imprenditrice con cui abbiamo diciamo condiviso questa puntata. È verissimo quello che lei dice, lo capisco. Mi verrebbe da dire, non è il mio settore in maniera specifica,
che forse l'imprenditore potrebbe, se ha la giusta sensibilità, intercettare quelle proposte o quei progetti che vengono dal mondo del sociale, sia delle aziende sanitarie che dei comuni o in generale dai vari livelli istituzionali, e farli propri. Cioè ci sono delle possibilità di cofinanziamento di assunzioni o progetti su cui poi trovare risposta a queste persone che hanno bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di loro. E che sono anche bravi a lavorare. Un esempio pratico, qualche mese fa, e quindi anche un po' un segnale positivo del Comune di Treviso, ero lì per delle pratiche urbanistiche e mi hanno presentato in qualità di medico 3 persone che lavoravano attraverso una cooperativa lì, e gli hanno consentito di rivedere tutto il catasto che da anni non riuscivano a rielaborare grazie alla loro capacità, dicendo sono più bravi di noi, cioè messi in gioco sono più bravi di noi. Speriamo che siano parole che arrivino a chi di dovere. Abbiamo Sandra da Padova. Vai Sandra, scusa ti ho fatto aspettare. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Mi trovo d'accordo sia con il dottore, sia col professore e sia con l'imprenditrice. Purtroppo lo smartphone è diventato la babysitter dei bambini. È inutile che andiamo, poi ti fanno una testa così che non bisogna mettere sul comodino lo smartphone perché fa male, quando glielo lasciamo in mano tutto il giorno. Allora Mirella, dobbiamo veramente fare una retromarcia e portare i bambini a fare altre attività che possono essere di supporto a quello che è la televisione, i cartoni animati, cioè quelle cose giuste che c'erano una volta. Poi per quanto riguarda l'imprenditrice, ha ragione, è tutto un business Mirella, perché l'imprenditore a fine mese fa, il commercialista fa i conti, quello che deve pagare, quello che deve incassare. Allora poi lì dipende anche dall'imprenditore la sensibilità, perché mi risulta che l'artigiano, mio marito è artigiano, c'è una sensibilità più forte rispetto all'imprenditore che ha un'azienda con dei numeri maggiori. Dopo volevo dire un'altra cosa Mirella, bisognerebbe con persone preposte, quando hanno un'età, ragazzini, parliamo delle medie, portare questi ragazzi a quelle che sono le loro passioni, perché se uno non è portato nella manualità è inutile fargli fare una cosa che non la sente. Dunque io penso che il passo più importante sarebbe proprio di indirizzarli quali sono le loro passioni. Purtroppo Mirella, qui in Italia c'è tanta buona intenzione di tutti, però dopo sul tavolo sono solo parole, come i politici, no? Sono parole, ci lagnano di qua, parlano di là, e dopo alla fine cosa facciamo Mirella? Noi siamo il popolo, anche se dissente di queste cose, basta, è finita. Dunque io spero che ci siano delle persone di buona volontà che diano una mano, e poi anche avere anche, scusa Mirella, la faccia tosta, perché delle volte la faccia tosta, come dicevano una volta, è quella che ti riesce a introdurre in certi ambienti. Bisogna veramente... Grazie cara Sandra, fammi andare avanti perché sto forando anche stamattina. L'importanza è capire invece che i numeri di iscrizioni agli istituti tecnici sono stati sbalorditivi, non se l'aspettavano, sono rimasti veramente spaesati perché abbiamo avuto una richiesta enorme di iniziare proprio a capire che forse dobbiamo aprire di più anche gli istituti tecnici, visto la domanda che è stata fatta. Ecco, Luana Vendramini, questa guerra ucraina, ecco, Russia, queste guerre nel mondo, quando stanno penalizzando anche questo export, questo import-export, come vede lei la situazione? Pessima, onestamente, perché al di là dei fatti, e cioè della guerra, è il clima di incertezza che sta portando nel mondo, che sta paralizzando poi i consumi e di conseguenza sta avendo un impatto sulle produzioni e sulla salute delle Spieghiamo anche imprese. di cosa si occupa lei, Luana. Scusi? Che attività è la sua? Di cosa si occupa? Produzione di calzature. Ecco. Come va? Ma è un settore che è molto attenzionato perché è 2 anni che sta soffrendo.
Sicuramente la guerra in Russia non ha aiutato il settore, intanto perché è venuto a mancare il mercato, quello russo, al quale noi non possiamo più esportare verso la Russia, che era un mercato molto importante per le nostre aziende. E poi perché, ripeto, sta creando un clima di instabilità molto forte, perché quando le persone vivono in contesti di incertezza, la prima cosa che fanno è tendere al risparmio, quindi a spendere di meno. E questo penalizza tutte le attività. Senta, Luana Vendramini, se lei avesse di fronte Giorgia, la nostra premier, sono Giorgia, sono una di voi, io l'ho già detto, ma è Natale, magari chissà che ascolti di più, che abbia un po' più tempo. Cosa chiederebbe come imprenditrice quando questa premier dice io sono una di voi, ecco, come donna, ecco, come questa figura femminile che fa sempre più fatica ad arrampicarsi, a rimanere veramente, ecco, competitiva? Perché adesso, senza togliere niente alla figura maschile, però la creatività ce l'abbiamo, e come, tanto è vero che facciamo noi i figli, cioè non so se il mondo sarebbe così se fosse l'inverso. Ecco, cosa chiederebbe a Giorgia? Ma guardi, io le dico un sentire che è comune tra gli imprenditori della mia zona, è che ci sentiamo veramente abbandonati dalla politica noi, perché stiamo vivendo una situazione di crisi che non sembra minimamente interessare al governo, non solo a quello italiano ma anche a quello europeo, che poi fa delle politiche che paradossalmente ci penalizzano ancora di più, tant'è che si vede, eravamo fortissimi nel settore dell'automotive e sta andando a morire, eravamo fortissimi nel settore moda e ha subito un tracollo, però non è stato fatto niente per tutelare queste realtà, per cui noi ci sentiamo abbandonati. Per cui cosa chiederei? Chiederei più attenzione nei nostri confronti, anche perché ricordiamoci che il tessuto imprenditoriale di un paese è il motore di un paese, soprattutto quello manifatturiero, per cui nel momento in cui si ferma questo, la ricaduta è a 360 gradi, ma è una ricaduta che va impeggiorando, non in migliorando il paese. Vedremo come si aprirà questo 2026 con questo Made in Italy. Adesso abbiamo, ecco, il cibo italiano è il migliore del mondo. Si è accorto adesso, c'è una vita che avevamo il cibo più, non so, all'improvviso. Patrimonio dell'UNESCO. Sì, nel 2025 si sono accorti che abbiamo il cibo più buono del mondo, cioè veramente la diciamo lunga questa. Dottor Frezza, come ci saluta, con quale messaggio? Ha fatto vedere tutto stamattina? Sì, ho fatto vedere tutto, io vi ringrazio, ma il saluto è innanzitutto di buone festività agli ascoltatori, a lei e alla vostra organizzazione che è preziosa, quindi vi invito ovviamente a continuare così, e il saluto è di tutelare la propria salute, intesa come benessere psicofisico, non solo come assenza di malattia. Quindi lei ha parlato di cibo, ho anche nel mio curriculum una specialità in igiene, ma questo per dire che la prevenzione nel rimanere sani vuol dire anche... No, fermo però, dottor Frezza, cioè la carne putrefatta, l'ho detto prima, 4 anni di scadenza, dopo viene a controllarmi il banco solidale se ho qualcosa in scadenza, cioè capisce che non ci siamo proprio, cioè non siamo stupidi, guardate, ci stanno prendendo in giro veramente. No, Frezza, ma ha ragione, ma io adesso, visto la richiesta che lei mi fa, una sana alimentazione vuol dire saper selezionare i cibi che si vanno ad acquistare il più possibile vicini a casa, stagionali, di salute, quindi privilegiare ovviamente frutta, verdura, proteine come il pesce, un po' meno la carne e alcuni prodotti che sappiamo non essere ideali per la nostra salute, ovviamente feste permettendo, perché chiaramente ci sarà qualche eccezione. E poi l'attività fisica, cioè promuovere un'attività fisica. Potete andare anche voi cittadini sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, dove ci sono le tabelle di quante attività dovremmo fare. Un adulto, 20 minuti al giorno? Ma diciamo 3 sedute alla settimana di 1
un'ora di attività aerobica, quindi una passeggiata veloce, una bicicletta, il nuoto, non esagerare. Io ho dei pazienti che vengono a 60 anni da me in studio convinti di essere dei supereroi perché fanno la maratona, evidentemente non sanno che un'attività fisica troppo spinta crea più danni che salute. Quindi bisogna trovare un giusto equilibrio, ma tutelare la salute è il bene sicuramente più prezioso. Grazie veramente al dottor Daniele Frezza, direttore chirurgia dell'Orecchio Ospedale Canfoncello di Treviso, il ULSS 2 di Treviso, di essere stato con noi e soprattutto per quello che ci ha fatto capire questa mattina. Grazie anche all'imprenditrice Luana Vendramini. Ecco, vedremo se qualcuno ascolterà. Ecco, questo mondo che ha fatto grande l'Italia, ricordiamo che è stato il piccolo che ha fatto grande l'Italia, è stato veramente l'artigiano, ecco, questo made in Italy fantastico che alla fine non riusciamo a capire quando adesso compariamo o se è made in Italy o se è qualcos'altro. Siamo tutti sintetici, siamo tutti bionici, chissà se il mondo cambierà. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Saluto il sindaco di Refrontolo, Mauro Canal. Grazie sindaco di essere qui con noi, ecco, per capire questi sindaci veramente con questa patata bollente che hanno in mano. Adesso ci mancava anche la sicurezza, i furti. Com'è la situazione, sindaco? Perché prima sembrava che i piccoli paesi fossero un po' protetti, si sentivano più sicuri, adesso si è capovolto tutto. Ecco, non si riesce più a capire. E anche voi come fate con le poche risorse che avete a dare queste risposte ai cittadini che ormai non sono più sicuri neppure in casa, neppure al mattino, al pomeriggio, non ci sono più orari. Ecco, com'è la situazione, sindaco Canal? Sì, io non so se si sia capovolto il tutto. So che da noi negli ultimi periodi questi furti si sono intensificati, è un po' sotto l'occhio di tutti. È una tipologia di furto un po' strana, nel senso che questi malviventi entrano nelle case, è più i danni che fanno nell'entrare che quello che portano via alla fine, perché non è che abbiamo fatto bottini di chissà che entità. Il grosso problema però è la paura che mettono nelle persone, perché obiettivamente uno che si trova la casa messa a soqquadro da sconosciuti, insomma in quella casa non c'entra più come ci sarebbe stato prima, per cui la grossa criticità che abbiamo è i segni che lasciano poi nella mente delle persone, ecco. Quindi il problema è questo. Il numero sì è aumentato, io non ho le statistiche alla mano, i dati alla mano per dire che siamo più o meno degli anni scorsi. Certo è che diciamo che lo standard era quello che in alcuni periodi di cambio di orario soprattutto si intensificavano anche una volta i furti. Adesso mi sembra quasi che non ci sia più questa, se possiamo chiamarla regola, insomma questa abitudine, perché ci sono un po' in tutte le stagioni. Non so come sia nelle grandi città, probabilmente da noi vanno bene a fare questo tipo di incursioni, perché magari le case poi sono vicini a dei boschi, magari sono vicine a delle strade poco frequentate, per cui riescono ad arrivare tranquillamente indisturbati, a entrare, se vengono scoperti tutto sommato riescono anche a scappare abbastanza agevolmente, e quindi fanno questi tentativi, ripeto, con magri bottini da un punto di vista economico, ma con danni importanti da un punto di vista psicologico per le persone. Andiamo a vedere proprio questo servizio a Treviso, furti Monza a Treviso, poi commentiamo col sindaco Mauro Canal. Hanno sfondato la porta, poi sono venuti di qua, hanno preso il cassetto, che non questa per fortuna, che è nuova, appena comprata, e hanno preso il cassetto e purtroppo c'era 100 euro, perché? Perché dovevo dargli a quello del latte la mattina prestissimo, quindi non ci sono. Va bene, hanno portato via quello, e poi qui avevo una vetrina. Non ho capito perché l'hanno rotta anche quella, ammassate. A
raccontare l'ennesimo colpo ai danni di un'attività commerciale della marca è Luciana Casellato, da 65 anni, dietro il bancone del panificio alla Moncia sulla Noalese. Neanche 24 ore dopo il furto all'omonima trattoria, i ladri sono tornati. In tanti anni mai vista una cosa del genere, racconta la signora Luciana. Adesso sono più distruttivi, più arrabbiati, non ho capito, vanno solo in cerca di soldi naturalmente, perché potevano prendersi una focaccia, 2 focacce o qualcosa. Lei gliel'avrebbe anche data volentieri, basta che non le facessero i danni. Che se mi mettono un cartello, mi dai 50 euro, altrimenti io glieli do, basta. Perché i danni sono tanto maggiori di quello che prendono. Timore e rabbia tra la gente che frequenta questa zona. Purtroppo è una brutta realtà che stiamo vivendo e sto dicendo, visto che circa 15-20 giorni fa sono entrati in casa di mio figlio con lui in casa, abita a Porta San Tommaso, alle 17:30 di sabato pomeriggio, le lascio immaginare. Questo è un mese tremendo per tutti quanti, per le attività e per i singoli privati. Ci vogliono le leggi e farle rispettare soprattutto. È così. Bisognerebbe che ci fosse più sorveglianza, ma anche quello è difficile, insomma. Bisogna stare molto attenti, bisogna cercare di attuare una serie di cautele per proteggersi, per potersi, difendere. Ormai, appunto, come diceva la signora prima, non c'è più il furto per necessità, ma ci sono anche bande criminali organizzate. C'è rabbia, ma anche abitudine. Penso che un'abitudine come in Italia ce l'hanno tutti, no? Perché, dal mio punto di vista penso che difendere ciò che è tuo non è un crimine. E le cose devono cambiare, no? Devono cambiare perché non puoi aspettarti un ladro e a proporgli anche un caffè in casa. Sindaco Canal, però i conti non tornano. Prima si dava la colpa alla sinistra, al centro-sinistra, troppo buonismo, ci vuole la destra, abbiamo una destra a destra, però i risultati non arrivano. Ecco, si fa fatica a cambiare le regole e soprattutto le leggi che sono state applicate, perché tanta fatica per arrestare, dopo 2 ore ecco, sono già fuori. Ecco, lei è un sindaco e questa percezione del pericolo, guardate che non è una bella cosa, ecco, si sta alzando l'asticella, ecco, si ha paura di stare in casa, si ha paura di uscire, questa importanza che viene data a questi ragazzini. Quanti saranno, sindaco? Saranno 500 in Italia? Mettiamo anche 1000? Ma dobbiamo farci veramente calpestare da questi ragazzini perché nessuno li vuole fermare. Ma come si fa a non fermare i ragazzini? Ma come si fa? Io dico, sindaco, cosa dice lei? Lei fa parte del centrodestra? Allora, io su questa cosa non ne faccio una questione politica. Io tanto sono un sindaco e di politica me ne occupo veramente poco, perché sì, giustamente sono in centrodestra, però si sa bene che quando si fa l'amministratore si amministra indipendentemente poi dalla parte politica. Le competenze chiaramente in materia di ordine pubblico non sono legate giustamente al sindaco, però il sindaco ne subisce come i suoi cittadini le conseguenze. Quindi ecco, non lo metterei tanto sul piano politico, quanto sul piano della normativa, che evidentemente ha qualcosa che non funziona. Io se sapessi già cosa fare per evitare queste situazioni, magari l'avrei già fatto. Non ho la soluzione, non ho la ricetta. Di certo ad oggi c'è qualcosa che non va, perché questa escalation, diciamo, lo dimostra. Troppo buonismo, forse, normative fatte in maniera facilmente aggirabile, probabile. Io credo che non dobbiamo aver paura di incriminare chi ha compiuto questi atti, che, ripeto, potrebbero essere considerati atti minori se li guardiamo da un punto di vista strettamente economico, ma invece sono atti particolarmente gravi da un punto di vista psicologico per le persone, è quello che poi la gente interessa. Io non trovo corretto e giusto che delle famiglie abbiano paura di lasciare il bambino, che era un piccolissimo, ma un bambino anche di 13-14 anni a casa da solo, per paura che qualcuno entri di giorno, per dire. Quindi vuol dire che ci sta questi atti, no, che pur non essendo così critici dal punto di vista economico, ma stanno limitando la nostra libertà. Quindi direi che è opportuno invece che la libertà che deve essere limitata sia quella di questi
questa Gentaglia. Non possono dirmi che ad oggi fanno questi furti per fame, perché se uno ha fame onestamente il lavoro ne trova, perché possono dirmi tante cose, ma non che manchi il lavoro in questo periodo qui. Per cui credo che le modalità per poter sopravvivere siano ben diverse, anche se non è giustificato il furto neanche in altre situazioni, ma ci siano possibilità ben diverse, ecco, di poter procurarsi il cibo. Sono delinquenti questi qui, saranno anche giovani, saranno, io non lo so perché non è che sempre li hanno scoperti, posso immaginare che siano anche giovani, però se presi devono essere inseriti in un percorso di riconversione, se possiamo chiamarlo così. Però c'è il problema della manodopera, sindaco, non è così facile, ecco, essere assunti, non è così facile trovare lavoro. Io ho un banco solidale, le posso assicurare che dai 40 ai 60 è sempre più difficile collocare queste persone, perché se non hai una formazione adatta l'assunzione è difficile. Questa è la realtà, perché la burocrazia, perché i documenti, perché i certificati, ma alla fine noi dobbiamo capire che dobbiamo avere la possibilità di chi ha voglia di lavorare di essere inserito, e questo non avviene, sindaco, non c'è niente da fare. Le imprese fanno difficoltà, lo vediamo tutti i giorni anche sui nostri telegiornali, ecco, questi stipendi bassissimi, questa manodopera spesso volte pagata veramente poco e non ne andiamo fuori. Forse anche qua il mondo dell'imprenditoria dovrebbe reagire in maniera diversa, perché se non troviamo la manodopera cosa facciamo? E la manodopera può essere fatta anche all'interno delle imprese, all'interno delle aziende. Ecco, invece noi vediamo stage, ma alla fine con pugno di mosche in mano. Lei cosa vede, sindaco? Allora, io credo che a questo punto ci sia una difficoltà di raccordare la richiesta all'offerta, sì. Perché dal mio punto di vista vedo diverse aziende, imprenditori che cercano il personale, che non lo cercano, e non lo trovano. Dall'altro punto di vista, giustamente dici, abbiamo anche persone che vogliono lavorare e non riescono a trovare il lavoro. Allora, uno snellimento sicuramente va fatto, perché obiettivamente ci siamo eccessivamente burocratizzati anche da questo punto di vista qui. Questo va a, diciamo, a deficienza dell'imprenditore, però credo vada fatto veramente un percorso di raccordo tra richiesta e offerta, perché altrimenti, ripeto, io anche di professione insomma, mi trovo parecchie volte a dialogare con degli imprenditori e il problema che riscontro è questo: mi chiedono dimmi 6 persone da mandarmi perché non riesco a trovarle, e non è sempre, perché poi i casi eccezionali io non li discuto perché i casi particolari ci possono essere, ma non è sempre una questione economica, è proprio una questione che non si riesce a incrociare questa cosa qua. E questo, ripeto, è un caso mio particolare, ma io nella mia azienda sto cercando delle persone, dei professionisti da parecchio tempo, e fai fatica a trovarli, ma non avevo mai discusso di soldi, per dire, no? Per cui veramente c'è una criticità in tal senso che qualcuno... Non è forse, sindaco, lei è un sindaco, è un imprenditore, che forse dobbiamo tornare come una volta con l'ufficio dell'impiego, più che l'agenzia interinale, quello che veramente tu ti presentavi, ecco, portavi il tuo curricula e poi la persona cercava il lavoro a te più adatto. Adesso si riesce più a capire, in provincia c'è il caos totale, non sappiamo ancora come andranno a finire le province. Ufficio per l'impiego regionale dov'è? Se ci sei batti un colpo. Adesso prima che parta il regionale sarà in primavera, perché non è così semplice ripartire. E come dice lei, questa domanda e questa che dovrebbero incrociarsi tra domanda e offerta non esiste, non c'è niente da fare. Quello che ha voglia di lavorare non trova lavoro, quello che non ha voglia di lavorare delinque, questa è la verità. Allora, sindaco, lei, che voi invece che siete nel pezzo, che voi tutte le mattine quando entrate oppure uscite di casa avete questi cittadini che vi chiamano, che vi dicono, forse la politica dovrebbe ascoltare più voi sindaci, ecco, il proprio territorio, le esigenze, cosa fare per migliorare. Abbiamo sentito prima l'imprenditrice Luana Vendramini che ha detto noi artigiani ci sentiamo completamente abbandonati, l'ha detto prima, era prima di lei ospite, ecco, non siamo ascoltati, non siamo presi in considerazione, eppure l'artigiano ha fatto grande il nostro paese, se non sbaglio, specialmente il piccolo artigiano. Prego, sindaco.
Sì, io non è che mi lamento di non essere ascoltato, ognuno deve essere ascoltato per la sua parte e sono convinto che qualcuno può dare un qualcosa in ogni tematica, ripeto, non siamo dei tuttologi, quindi non possiamo occuparci di tutto, però magari la nostra potremmo anche dirla. Sì, un po' di peso in più secondo me i sindaci dovrebbero averlo e al peso poi chiaramente vanno associate le responsabilità e questo è palese, però credo che un po' di riguardo in più nei confronti di chi tocca la realtà tutti i giorni dovrebbe essere dato, insomma. Non è una lamentela, io cerco di non lamentarmi perché dico vabbè, sapevi prima cosa dovevi fare e quindi non puoi lamentarti ora, però è vero che qualche ascolto in più ce lo potrebbero dare un po' tutte le istituzioni, soprattutto noi dei comuni più piccoli, perché non è vero che il comune più piccolo può dare meno di un comune più grande, anzi a volte il comune più piccolo è quello che ha il sindaco del comune più piccolo che ha il contatto più diretto con la realtà. Ecco, nulla a togliere ai comuni grandi, ma quelli hanno una struttura, hanno delle strutture sotto alcuni punti di vista più dispersive. Il piccolo invece tocca il cittadino, tocca la realtà di giorno in giorno. Magari un'opinione nostra, magari un po' di più di peso delle nostre alle nostre indicazioni dovrebbe essere dato a tutti i livelli, sia politici, vogliamo dire così, sia istituzionali e sia anche economici, perché poi ricordiamoci che il mondo non è fatto dai comuni, dalle province e dalle regioni, ci sono una serie di enti che raggruppano le varie realtà produttive, imprenditoriali, commerciali e quant'altro che hanno il loro peso e come se hanno il loro peso, e anche lì secondo me un po' di più attenzione a chi vive la realtà tutti i giorni la dovrebbero dare. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma è stato peggiorato il mercato del lavoro per quanto riguarda il collocamento. Una volta c'era il libretto di lavoro dove c'era in linea tutti i posti dove avevi lavorato e quindi avevi anche un po' di pedigree. Dopo è stato tolto il libretto di lavoro e è stato rovinato il sistema di lavoro perché è cominciato a girare i bugiardi. E questo è stato un errore. E poi negli uffici di collocamento guadagnavi punti, c'era un punteggio dove chi era da molto tempo passava più davanti e quindi non esistevano persone che arrivavano alla fame perché venivano messe per prima. Cioè il sistema di collocamento è stato messo in una situazione più selvaggia e non è stato sicuramente un avanzare per quanto riguarda il progresso. Alla lunga stiamo vedendo che la gente non ha più soldi per spendere soldi e per spenderli e quindi si vedono i piccoli delle botteghe che chiudono, ma chiudono perché i clienti, per il loro indotto non c'è più. Quando si parla di tenere aperti i negozi, prima bisogna vedere cos'è l'indotto. Buona giornata signori. Grazie. Claudio, come commenta la telefonata di Claudio, sindaco? No, lui pone un problema, è interessante l'ultimo che ha posto legato alle piccole attività, ai piccoli negozi, giustamente se non vengono chiusi e questo è drammatico perché non tanto solo per l'aspetto puramente commerciale ma anche per l'aspetto sociale, di vita sociale. Io torno sempre sui comuni perché ci tengo i comuni di piccole dimensioni come il mio, queste attività rendono vivo il comune e rendono le persone partecipi poi alla vita del comune. È chiaro che se queste realtà non stanno in piedi sono costrette a chiudere perché poi non è che uno può regalare i soldi e ci si deve affidare ai grossi centri dove di umanità onestamente ce n'è ben poca, se non sotto le feste di Natale in maniera molto fasulla, insomma. Poi per quanto riguarda il discorso del pedigree, come lo chiama, insomma, è un termine un po' particolare, sì, è anche giusto che uno possa dire cosa ha fatto. Adesso ci sono i curriculum che giustamente possono essere veritieri o non veritieri, questo sta alla serietà della persona. Dico anche che una volta assunto, comunque si capisce subito se quello che uno ha detto prima è una cosa reale o meno, perché poi si capisce in brevissimo tempo. Uno dei grossi problemi è che una volta che l'imprenditore ha assunto il dipendente, piaccia o non piaccia, se lo deve tenere e quindi
io sarò anche, mi tirerò addosso delle critiche, però io credo che uno dei motivi per cui il dipendente non viene assunto ma vengono usate le agenzie interinali è questo, perché poi una volta assunto il dipendente, anche se il dipendente si dimostra veramente una cosa inaffidabile, inefficace, prendiamo il caso peggiore, quello di lì non lo sposti. Perché quindi le aziende usano gli interinali? Perché io le uso finché mi servono, lo tratto il dipendente come una merce e quando non mi serve più posso lasciarlo a casa. E è sbagliato anche questo aspetto qua, ci vorrebbe la via di mezzo. Quindi i dipendenti meritevoli, i dipendenti insomma, che lo meritano rimangono in azienda, perché dall'altro punto di vista l'imprenditore non ha nessun interesse a lasciare a casa persone che operano correttamente, dall'altro punto di vista si eviterebbero l'uso eccessivo, come secondo me nella grossa industria ad oggi c'è, delle agenzie interinali. Sindaco, una cosa che volevo, ecco, ormai siamo in chiusura, ma sentire anche dalla sua voce, io sono molto perplessa, vorrei sentire lei cosa ne pensa. Adesso c'è stata campagna elettorale a livello regionale, noi abbiamo visto diversi sindaci che si sono candidati, molti hanno anche alcuni presidenti della provincia, e perciò adesso sono stati eletti, lasciano il ruolo del sindaco e questo comune rischia il commissariamento. Lei trova giusto che uno che ha questo incarico importante come sindaco, che non è facile in un momento così difficile, ecco, possa candidarsi anche in regione, lasciare questo comune in balia? Ecco, si farà l'ordinaria amministrazione, vorrei capire cosa vuol dire, ecco, e invece di dare la possibilità di rimanere là finché hai finito di fare il sindaco e poi eventualmente di candidarti, ma finché sei stato eletto sindaco rimani sindaco per i 5 anni. Non le sembra che abbiamo un po' esagerato queste doppie e triple cariche che puoi fare, invece di dare la possibilità di continuare questo percorso non facile, di portare a termine, visto che sei stato eletto dai cittadini? Prego, sindaco. Allora, io lo vedo in questa maniera qua, poi ognuno sceglie come meglio crede. È ovvio che perché nasce questa criticità, perché non c'è un coordinamento tra le varie votazioni, per cui quel sindaco che tende a candidarsi in regione ma non casca il mandato giusto quando finisce il sindaco, diciamo, del suo mandato, cosa fa? Non può candidarsi? No, nel senso che obiettivamente è vero che ha preso un impegno con i cittadini, si prende un impegno ancora maggiore, perché fare il consigliere regionale comunque ha le sue gravosità, le sue criticità. Io non ci vedo nulla di male se uno vuole fare questo passaggio, magari poter assumere la doppia carica, ma doppia carica dal punto di vista di impegno, non parlo dal punto di vista economico, fino alla nuova votazione potrebbe essere una soluzione. Io mantengo la carica fino alla successiva votazione, quindi in questo caso penso in primavera, che lo abbia deciso in primavera, di fare le prossime votazioni, e dopo subentrerà una persona che prende il mio posto. Insomma, nei comuni... Poi qui entreremo in un discorso troppo lungo che riguarda i vari mandati, ma nei comuni, voglio dire, nessuno è indispensabile, il sindaco lo fa, è giusto che lo faccia per un suo periodo, ma c'è anche qualcun altro che lo può sostituire benissimo come l'ha fatto lui prima. Per cui io non vedo una grossa criticità da questo punto di vista, e non vedo neanche motivo di dire che i sindaci tradiscono i propri cittadini. Mi sembra un po' un'esagerazione questa. O sarà anche un'esagerazione, però io che sento in giro non è che giri proprio come dice lei. Ecco, molti cittadini dicono, ecco, avevo piacere che finisse il mandato, c'erano delle cose importanti da portare a termine, adesso si mette tutto in gioco, anche perché ricordiamo... Posso aggiungere solo una cosa? Perché noi siamo abituati a vedere il sindaco, no? Perché è lui che rappresenta il comune, ma non è il sindaco che lavora. Attenzione, guardate che c'è una giunta e ci sono ad oggi dei consiglieri che lavorano per l'amministrazione. Il sindaco li rappresenta tutti. Non è che manca il sindaco, cioè non c'è il superuomo in un comune, okay? C'è una squadra che opera, quindi che sia poi un sindaco a rappresentarlo un'altra, sì, sono due figure diverse, caratteri diversi, caratteristiche diverse, ma non è che il lavoro venga abbandonato o lasciato. No, ma di questo non è quello, sindaco. Il problema è che io tutti i sindaci che invito, quasi tutti dicono non vado neanche a casa, ormai dormo in ufficio per il lavoro da sbrigare che devo fare.
Ecco, questo è quello che mi dicono i sindaci che io ospito, vuol dire che il lavoro da fare nei comuni ce n'è veramente tanto. Ecco, lei capisce bene che non gira proprio così se poi questo sindaco va da un'altra parte, anche perché ripetiamo che sono anche, lei dice doppio incarico, però io penso che 8.000 euro più 5.000, 4.000 presidente provincia più cosa sono 2.000 euro o sindaco sono delle cifre importanti che devono dare risposte ai cittadini che sono, i quali lo hanno eletto. Ecco, io penso che forse la politica deve fare un passo indietro, responsabilizzare di più chi prende queste poltrone, rimanere fino alla fine, dare risposte concrete, visto i soldi pubblici che vengono gestiti anche da queste persone. Lei avete gestito anche i fondi del PNRR, se non sbaglio, avete fatto cose importanti che riguardano soprattutto la sicurezza dei vostri cittadini, parliamo delle scuole, parliamo di altre cose, perciò io sono dell'idea che forse le segreterie di partito dovrebbero anche cambiare queste regole del gioco che stanno mettendo questi cittadini con chi vai a confrontarti. Prima avere il sindaco non è la stessa cosa non averlo più sindaco. Io sento quello che mi dico quello che magari voi o qualcuno a casa non sente, però sono i commissariamenti che sono veramente molto intrigati, nessuno spiega cosa vuol dire un comune commissariato. Ecco, sarebbe utile che qualcuno lo spiegasse cosa vuol dire avere un alter commissariato, un comune commissariato, e vedrete che non è così semplice. Allora sindaco, come ci saluta, con quale augurio? Beh, insomma, visto il periodo, auguro a tutti di passare delle serene festività, auguro buon Natale e soprattutto un buon 2026, insomma. Cos'è che la preoccupa di più, sindaco, in questo momento dove l'anno si sta concludendo, ormai siamo a fine dicembre, ecco le somme che veramente adesso deve tirare per capire questo bilancio, com'è andata, sindaco? No, di verità a noi è andata anche bene, il bilancio l'abbiamo chiuso, lo approveremo il 29 di dicembre, per cui insomma fortunatamente questa volta siamo in ordine, in linea, per cui non ho grosse criticità. Mi preoccupa una cosa, però è una cosa personale, non è una cosa che riguarda altri comuni, che abbiamo una grossa criticità con un'antenna che devono installare sul posto infame. Mi auguro che il 2026 porti un po' di buonsenso in chi deve giudicare su questo caso e che quell'antenna non venga installata. Ecco. Mi faccio un augurio. Scusatemi, ma lo faccio un po' da egoista. Ecco, io lo sapevo, l'ha detto lei, ecco, ho detto si è dimenticato di dire una cosa, questa antenna che sta disturbando il sindaco Canai, capite bene che se lo dice vuol dire che è una cosa che non è stata accettata anche dai suoi cittadini che protestano, e soprattutto questi cittadini andrebbero ascoltati. Veramente grazie sindaco Mauro Canai, sindaco di Refronte, di essere stato con noi, buone feste anche a lei, buon Natale anche a lei, e noi adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno, perché è importante capire l'ascolto che deve fare Mirella e che devono fare i sindaci. Anche oggi, mercoledì, siamo al Banco Solidale, è dicembre, è Natale. Natale per molti allegro, felice, spensierato, per altri drammatico, come questa donna che è qui vicino a me con il figlio, la quale fra poco andrà all'ospedale perché c'è il marito gravissimo con un ictus. Questa donna è da mesi che bussa alle porte, specialmente del sociale, per far capire che deve essere aiutata, supportata. Non è solo una questione economica, è una questione anche psicologica, di supporto per questi ragazzi, 2 ragazzi che ha, bellissimi, ma che hanno bisogno anche loro di un supporto, di un accompagnamento. Eppure le porte non si aprono. Le frasi solite che sentiamo, vedrai che ce la farai, ecco, se hai bisogno chiama, facci sapere come va. Come facci sapere come va? Sarà qualcuno che dovrà invece sapere e andare a trovare questa signora e dire hai bisogno di qualcosa, come possiamo essere utili oggi, i ragazzi come vanno, sono a posto, il trasporto. Allora, la chiameremo un nome bellissimo, Maria. Allora Maria, cosa è successo? All'improvviso, famiglia normale, tranquilla, arriva il patatrac, tuo marito cade, ti chiede aiuto, lo portano all'ospedale e da quel momento comincia il calvario nel vero senso della parola. Non in quanto all'ospedale in sé che lo stanno curando, ma per te, soprattutto per la tua famiglia. Prego. È stato difficile perché
io mi sono sentita da sola ed era un continuo su e giù di emozioni, di speranze che andavano sempre male, di aspettative che andavano bruciate sempre e io ho chiesto aiuto e l'unico aiuto che mi dicono è: vedrai che ce la fai. E questo un giorno, 2, ma sono 4 mesi che andiamo avanti così e non ce la faccio più. Ho chiesto un aiuto psicologico, mi hanno dato appuntamento a febbraio, ma da qua a febbraio io come faccio? Come affronto questo continuo sperare e poi trovarmi disillusa sempre? Come si fa? Dimmelo tu, perché io non so più, non c'è più speranza, non c'è più niente ormai. Maria, quello che però io vedo è che tu, nonostante le difficoltà, parli con i tuoi figli, loro ti accompagnano in questo percorso, hai cercato per forza anche di coinvolgerli, però mi sembra che anche loro hanno bisogno di un supporto psicologico. Non è facile per loro vedersi il loro papà in quelle condizioni. Cosa vuoi dire? Come vivi la situazione? È una cosa particolarmente pesante. Bisogna fidarsi dei medici perché nessuno in casa ha le competenze per dire altrimenti si fa quel che si può. E cos'è che senti le parole che ti vengono dette da qualcuno che invece dovrebbe usare magari altre parole? Fammi sapere, adesso facciamo gli esami e vediamo. Maria, però la speranza non deve mai morire. Io spero veramente che questo uomo, questo marito meraviglioso che io ho avuto la fortuna di conoscere, questo padre sempre presente, protettivo, ce la faccia. Spero tanto che ce la faccia. Il problema è che bisogna arrivare a questo con le persone e le strutture adatte, perché in questo momento è una situazione molto molto grave e complicata, o sbaglio? È molto complicata e molto grave, anche perché ci sono ricadute importanti anche sulla famiglia, su di me, che tutti si aggrappano a me, però io a chi mi aggrappo? A Mirella. Per fortuna che ci sei. A Mirella. Se non ci fossi bisognerebbe ringraziarti. No, per carità. Allora Maria, guarda, facciamo una cosa. Intanto ti diamo un supporto economico, che questo serve sempre. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Intanto respiri, tu e i tuoi figli. Ecco, cosa vuoi dire a questa famiglia? Allora, alla famiglia di Rete Veneta e anche di quella dei Veneti Schiacciati dico un grande grazie. Grazie di esserci, perché almeno ho un qualcuno a cui dire o parlare o sfogarmi, almeno per quello che posso, per quello che si può anche. Sai che noi non ti lasciamo a piedi di sicuro? Io spero. Ti ho fatto sorridere, Maria. Dai. Sai che non rimani a piedi con quei veneti schiacciati dalla crisi. Qualcuno che arriva proprio in aiuto e in supporto. Allora Maria, vai tranquilla, adesso sentiremo come va, vedremo anche di trovare la soluzione anche per alleviare
perché non è facile, guardate che non è veramente facile per lei. Voi non sapete la storia, io la so e non la posso raccontare tutta, ma lei sta lottando con le unghie e con i denti in una situazione non facile, né come moglie né come mamma, perciò dobbiamo assolutamente supportarla e le persone di dovere si devono muovere, così lei non può andare avanti. Grazie Maria, grazie anche a te tesoro, saluta il fratello, un grande abbraccio anche a tuo marito adesso che vai a trovarlo, anche da parte mia e di tutta la grande famiglia. Ciao. Grazie.